Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto da parte del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. Saluto la signora Sindaco Mirella Balliana, l'assessore alla cultura dottor Enrico Padoan, al quale poi passerò la parola per un saluto dell'amministrazione. Saluto il gentile pubblico, tutti i soci del Circolo. Il Circolo compie quest'anno 44 anni. E continua a produrre convegni come questo, incontri culturali, partecipa a eventi istituzionali come quello di domani, i Colli Veneti, quando illustreremo gli affreschi della 200esca chiesa di San Giorgio di Manzana. Inoltre è un punto di riferimento per la città e non solo per la storia locale. Questo convegno del Circolo, Le acque fra Piave e Livenza, cade per scelta consapevole il 22 marzo, che è la giornata mondiale dell'acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. Il titolo del convegno riassume i limiti geografici del territorio cenedese, delimitato appunto dai due fiumi Piave e Livenza. I contributi sono 23. Divisi in 14 articoli, dei quali potrete sentire oggi una breve relazione, e a cui si aggiungono 7 comunicazioni, di cui oggi anticipiamo solo i titoli, entreranno poi negli atti del convegno. In più 2 biografie di soci che sono andati avanti. I 21 contributi spaziano a 360 gradi su molteplici aspetti dell'acqua. Allora abbiamo 7 che descrivono utilizzi, manufatti idrici, ponti, derivazioni idriche, traghetti, fluidazione sul Piave, fontane a Vittorio Veneto, sistemazioni idrauliche e bacini artificiali dell'Alto Soligo. 5 sono di carattere storico, il corso antico del Basso Piave, l'acqua negli statuti di 5 comunità contermini, note inedite sull'alluvione del Meschio del 1521, acqua decessi a Serravalle, cronache meteorologiche Pianzano tra 8 e 900. 4 riguardano l'arte, 2 santi legati alle acque che sono Cristoforo e Nicola, l'acqua come sentimento nel Tintoretto, Drago o Basilisco in un affresco quattrocentesco di Palazzo Raccola, l'acqua nell'arte di Maurizio Lucheschi. Sono sull'idronimia 3 lavori dei bacini dei 4 fiumi di questa zona, che sono Grassaga, Livenza, Piave e Piavon. 2 sono di letteratura, sul corso del Meschio dal 500 ad oggi, e La Rosada di Andrea Zanzotto. A questi si aggiungono altre 7 brevi comunicazioni, per tradizione appunto noi non presentiamo in questa sede di convegno, come dicevo prima, li troverete tutti negli atti. Bene, adesso vi do i titoli di questi 7, che sono Zanderigo, Idronimi del bacino del Piave in Cadore Zoldo, Botteon Luisa della Giustina Massimo, Le acque negli statuti dell'Alto Cenedese, della Giustina Massimo, Caltro Ripar, non c'era, l'ho detto bene, Nuove note sull'alluvione di Serravalle del 1521, Acque decesse a Serravalle di Livio Caberlotto, Lucheschi, come dicevo prima, L'acqua nella mia arte, Botteon Luisa tra tempeste desolatrici e siccità protratte, cronache meteorologiche di Monsignor Gottardo Possamai tra 8 e 900. Gusso, La Rosada di Rolle nella poetica di Andrea Zanzotto. Bene, dagli ultimi 3 convegni poi il Circolo vuole ricordare i soci scomparsi e quest'anno verranno quindi offerte 2 biografie di Giancarlo Bardini e di Ido Daros. Quest'ultimo è stato anche socio fondatore del Circolo nel 1981. Una considerazione finale: questo convegno rappresenta anche un allargamento della base operativa del Circolo, perché sui 21 articoli 7 sono, cioè un terzo, sono opera di studiosi provenienti da fuori zona. Anticipo che gli atti del convegno verranno presentati puntualmente entro l'anno, come sempre è nostra abitudine, venerdì 12 dicembre in questa sede.
Iniziamo dunque la presentazione dei lavori. Moderano i soci Massimo Della Giustina, Fiorella Botteon, Carla Pizzol, Lucia De Favri Mies. Al termine di ogni sessione vedranno loro come gestire le domande. Prima di partire con la presentazione dei nostri articoli, passo la parola all'assessore dottor Enrico Padoan per un saluto dell'amministrazione e a tutti buon ascolto e buon lavoro. Grazie. Vieni. Passo io di qua, così tu. Sì, beh, ma no, ma va bene. Penso che... Va bene. Allora, grazie alla Presidente della Colletta e grazie a tutta la comunità del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. E come si anticipava, sono 44 anni, quindi 81, e devo dire ovviamente un grazie in generale per il lavoro che è sempre stato fatto di lavoro di ricerca e scientifica sui temi storici a livello locale, che hanno prodotto ormai una imponente produzione di lavori che hanno sempre permesso alla comunità di Vittorio Veneto ed oltre di conoscere, di mantenere vivo l'interesse nei confronti dei temi storici locali, con la collaborazione appassionata ma soprattutto competente ed erudita di davvero tantissimi personaggi e tante figure che hanno dato lustro e continuano a dare lustro alla nostra città. Per quanto riguarda l'oggi, io volevo solo spendere due parole sulla presenza sempre attiva del Circolo Vittoriese delle Ricerche Storiche in generale. Ogni tipo di manifestazione ed evento storico-scientifico che si tiene in città, gli appuntamenti del venerdì, ma anche le collaborazioni che ci sono sempre state con le iniziative soprattutto legate al Museo della Battaglia, e che hanno sempre visto la partecipazione attiva e competente di figure del Circolo Vittoriese delle Ricerche Storiche, per cui davvero questo è un grande servizio che voi come comunità scientifica fate alla città. In parte, e di questo ringraziamo davvero tanto, poi in parte già la Presidente ha anticipato il ricordo della figura di Ido Da Rossa, che è stato appunto tra i fondatori del Circolo Vittoriese nel 1981, e mi sento solo di spendere due parole di ringraziamento da parte di tutta la cittadinanza vittoriese per la figura di Ido, che è stato... poi lo dico un po' da ricercatore anche su temi sociali, però le sue ricerche basate soprattutto su lavori cronachistici sono ricerche che hanno hanno sempre avuto una sistematicità e una rigorosità che spesso non gli è stata riconosciuta. Invece, vedendo e leggendo quei testi, oggi ci si rende conto di quanto lavoro, ripeto, sistematico e quindi anche da quel punto di vista scientifico è stato fatto nelle sue opere. Davvero mi sento di ricordarlo in questa sede dal punto di vista appunto della produzione storica. Ma oltre alla figura di Ido Da Rossa, quest'anno è giusto anche ricordare ulteriormente la figura di Vincenzo Ruzza, che è stato il primo segretario di questo circolo e che ha ricevuto la pubblica benemerenza dal comune di Vittorio Veneto nel passato consiglio comunale di gennaio, se non ricordo male. E anche questo credo sia un riconoscimento ovviamente alla figura del professor Ruzza, ma in generale un riconoscimento che va esteso a tutto il circolo vittoriese delle ricerche storiche. E chiudo con due parole sul tema, visto che si parla di acqua, si parla ovviamente anche di Meschio. Noi come amministrazione dal 6 all'11 maggio organizziamo un festival del lavoro che si chiamerà Works e che è dedicato a tutta una serie di eventi culturali e scientifici, ma anche letterari, artistici, dedicati al tema del lavoro. E l'apertura sarà il 6 maggio, lasciata dalla professoressa Anna Marson dello UAV, che ci racconterà di come
la storia urbanistica di Vittorio Veneto sia stata segnata dai temi del lavoro. E qui ovviamente, voglio dire, l'80% va dedicato al fiume Meschio, va dedicato alle modalità con cui la stessa conformazione appunto geografica prima e poi antropizzata sia stata strettamente legata a questi luoghi, a questo fiume in particolare, per cui oltre alla giornata mondiale dell'acqua credo che soprattutto qui a Vittorio Veneto la nostra stessa identità sia legata al fiume Meschio molto di più di quanto possa magari sembrare nella routine quotidiana. Mi taccio, un augurio di buon lavoro e quindi di buoni lavori oggi e buoni lavori. E un ringraziamento davvero, davvero per tutto quello che fate per riprodurre la conoscenza scientifica sui temi della nostra città a 360 gradi. Grazie ancora. Grazie gentilissimo, grazie. Bene, Maurizio. Mi sentite? Sì, allora bene, apriamo subito la giornata di studi con il primo lavoro del dottor Giovanni Tomasi, nostro socio da lunghissimo tempo, laureato in medicina e chirurgia, ricercatore negli archivi e sul campo, si occupa di linguistica, etnografia, storia e storia dell'arte, con all'attivo 20 monografie e una settantina di articoli, fra cui parecchi su riviste specializzate. L'area di interesse immediato è il Veneto settentrionale e dintorni. Il dottor Tomasi presenterà una relazione dal titolo Idronimi dei bacini Piave e Livenza occidentale. Ok, grazie. Allora, oggi si parla di idronimia, parola difficile ma vuol dire semplicemente i nomi delle acque, in particolare spiegazione dei nomi delle acque, cosa non molto facile perché, come tutti potete pensare, fra i nomi geografici quelli delle acque sono i più antichi. Prima ancora che ci fossero i paesi, le città, c'erano comunque i fiumi e avevano un'importanza pratica notevolissima. Il che comporta che alcuni fiumi hanno nomi di migliaia di anni fa. Questo rende difficile riuscire a spiegarli. Poi tenete presente che i fiumi cambiano anche nome. Faccio qualche esempio: il Po deriva dal latino padus, che non se lo sono inventati ovviamente i romani, era la parola in uso nella pianura padana quando sono arrivati loro, ma esiste anche il nome greco che si riferisce alla parte a valle del fiume, che è Eridano, e esiste anche il nome ligure della parte settentrionale. Ligure è una popolazione pre-indoeuropea, che si riferisce al Po del Piemonte, che è Bodinco. Quindi, come vedete, c'è una notevole diversità perché ogni popolo dà nomi diversi. Lo stesso è per il Tevere, noi lo chiamiamo Tevere del latino Tiber, però i romani conoscevano il vecchio nome del Tevere, che è Rummum, in qualche maniera correlato con la città di Roma. E per venire più vicino a noi, quello che per noi è il Brenta, per i romani era il Medoacus Maior. Maior perché c'era anche il Medoacus Minor, che è il Bacchiglione. Quindi, come vedete, durante la storia, in vari periodi, i fiumi possono cambiare nome. Poi i fiumi non solo possono cambiare nome, ma hanno nomi diversi a seconda del tratto fluviale. Faccio subito un esempio: l'immissario del lago di Garda si chiama Sarca, ma esce e si butta nel Po col nome di Mincio. Il Piavon nasce a San Polo di Piave come Lia, attraversa Oderzo col nome di Navisego e solo nell'ultima parte diventa il Piavon. Poi voi siete di Vittorio Veneto, quindi moltissimi di voi conosceranno la Sora. La Sora è un piccolo fiume lungo in tutto 5 km e mezzo, nasce sopra Revine, si butta nel Meschio a monte di Serravalle. Bene, dalla sorgente al ponte di Revine si chiama Pavei, dal ponte di Revine al confine comunale si chiama Grava, e dal confine comunale di Vittorio Veneto alla foce nel Meschio si chiama Sora, il tutto in 5 km e mezzo.
Qui c'è anche l'amico Zanderigo, nel suo articolo troverete che c'è un torrente Cadorino di 2 chilometri che ha 4 nomi diversi, dipende dalla zona, il che comporta ulteriori problemi di capire. Poi si arriva fino al massimo di un torrente che è un affluente di sinistra del Vajont e divide gli abitanti di Erto da quelli di Casso, che è lo stesso comune, però gli ertani lo chiamano Massalezza, i cassani lo chiamano Gadenare. Ecco, questo tanto per rendervi conto di che cosa voglio dire quando si parla di idronimia. Io adesso velocemente farò un esempio delle varie lingue che si sono succedute per arrivare più o meno fino a noi. Allora, il più antico è il pre-indoeuropeo. Pre-indoeuropeo sono le popolazioni che abitavano qui in Europa prima dell'arrivo degli indoeuropei, cioè quelli che parlano una lingua come la nostra. Di questa zona non abbiamo il nome di queste popolazioni perché in tutta la zona che ho studiato io, cioè i bacini fra Piave e Livenza, solo nel Feltrino e in Val Cavasia, che è la parte bassa del Grappa in provincia di Trevisana, sappiamo che lì abitavano dei pre-indoeuropei che sono i Reti. Qua non abbiamo idea di chi fossero. Ho scelto una parola che conoscete tutti, o che dovreste conoscere tutti, che è lama. La lama per noi è la pozza da Beverata. È una parola dello strato pre-indoeuropeo, quindi sono almeno 4.000 anni che è in giro. Si usa ancora e è vitale da Revine a oriente fino a buona parte del Friuli, mentre invece da Lago a occidente verso Vicenza è stata sostituita con una parola di origine latina che è posa. Fra tutte le lame, centinaia di lame che costellano le nostre montagne, ne ho scelta una, ho fatto una breve scheda su una, che è il Lamaraz. Il Lamaraz è in Pian del Cansiglio, poco a monte, poco a nord del Golf Club, tanto per dire. È notevole per la superficie, cioè ha una superficie di 3.425 metri quadrati. Ora, è l'equivalente di 30 appartamenti di media grandezza, 115 metri quadri l'uno. È come se aveste uno specchio d'acqua di 30 appartamenti insieme. È profondo 17 metri, quindi è abbastanza profondo. Se andate su non la vedete, cioè ci sono i cartelli ovviamente, ma è molto difficile vederlo perché è completamente coperta da uno strato di sfagni che sono delle piante acquatiche, alto 1 metro abbondante, che separano la superficie idrica da sopra. Solo in centro c'è un buco di circa 2 metri per cui riceve aria e luce. Questo è l'Amaraz. E successivamente ai pre-indoeuropei arrivano gli indoeuropei che nella nostra zona si chiamano Veneti antichi, per differenziarli dai Veneti moderni che siamo noi, parlavano il venetico e qui ho scelto il nome del Piave. Il Piave che è attestato dal VI secolo come Plavis, Plabes, non è citato dai Romani perché non sfociava indipendentemente, o era nel corso del Sile e quindi vicino al Tina o nel corso del Livenza. Noi non sappiamo, ma i Romani non lo citano. Deriva da una radice pre-indoeuropea pleu, che vuol dire che si riferisce allo scorrere dell'acqua. È abbastanza produttivo perché c'è il Piavon, che probabilmente è stato per un certo periodo storico un ramo principale del Piave. Ci sono le Piaveselle, che sono tutte delle derivazioni, canalizzazioni artificiali sulla sinistra Piave, l'equivalente delle Brentelle che sta sulla destra Piave. Ma c'è anche il Piaveson, che è il torrente che separa il comune di Revine Lago dal comune di Cison di Valmarino, e
a est di lago, a circa 2 chilometri da questo Pioveson, c'è un altro Piaveson o Pioveson perché la dizione locale in dialetto si equivale, alcuni dicono in maniera alternativa, che è una grossa sorgente carsica che butta nei laghi. È molto produttiva come questa radice, è quella che dà il latino plovere, e quindi l'italiano piovere, che non vuol dire altro che scorrere d'acqua. È molto produttiva, specialmente nei paesi slavi, in tutta la serie di paesi slavi dell'est Europa, come Plava, che indica anche qui corsi d'acqua o laghi. Ma lì si arriva più avanti perché nuotare in polacco si dice plavati, in ceco duplavat vuol dire nuotare fino a, quindi oltre che scorrere d'acqua ha anche il significato di scorrere sull'acqua, che è un secondario, diciamo. E per quanto riguarda la radice, nel dialetto di Segusino il piave si chiama piau, ma piau vuol dire anche tanta acqua che scorre, che può essere l'acqua piovana oppure l'acqua torrentizia, ma è il significato originale del termine, diciamo. Successivamente passiamo i Veneti sono arrivati qui circa 3.200-3.000 anni fa. La popolazione successiva sono i Celti, che non si sa quando arrivino, ma insomma diciamo fra la fine del V secolo e l'inizio del secondo più o meno, nell'Italia del nord e anche qua come anche in Friuli. Qui ho scelto un fiume particolare che è la Bidoggia, non so se lo conoscete, Bidoggia, dialetto Bidoia, Bedoia. È un fiume abbastanza lungo, 25 km, quindi non è proprio un torrentino. È un affluente della Grassaga. Il Bidoggia, i padri della linguistica, cioè Olivieri e Pellegrini, lo fanno riferimento al nome della betulla, Betula, con un non attestato Betulia che dà foneticamente Bidoggia. E quindi dal punto di vista fonetico, cioè di come si pronuncia, sarebbe esatto. Però secondo me ostano due problemi. Primo di ordine botanico, secondo di ordine linguistico. La betulla ha un habitat, un areale che è sopra i 100 o 150 metri. Se voi andate fuori di qui adesso, qui siamo a 100 metri di quota, e cercate le betulle, le trovate solo in qualche giardino perché qualcuno le ha piantate, ma se no spontaneamente non crescono, dovete andare sui colli soprastanti o meglio in montagna per trovare le betulle. La Bidoggia scorre a 5-10 metri di altitudine, quindi fuori portata la betulla non può crescere lì spontaneamente. Questo dal punto di vista botanico. Dal punto di vista fonetico, noi la betulla la chiamiamo bedol, bredola, dipende dalle zone, a sud non esiste il nome. Non esiste il nome, se proprio una betulla dovesse crescere lo chiamerebbero albaro, che vuol dire pioppo bianco nella bassa della nostra zona. E quindi io preferisco pensare al celtico bedo, che vuol dire fossato, canale. È vivo sia in dialetti naturalmente francesi, della Francia meridionale, ma anche nei dialetti piemontesi e nei dialetti liguri. E c'è il fiume Bedesis che le fonti latine documentano già 2000 anni fa, oggi comune di Ronco Bedese in Romagna. Abbiamo un bedasio a Brugnera vicino alla Livenza e nel tardo medioevo a Revine uno dei torrenti subaffluenti della Sora si chiama Val de Vezai. Quindi c'è tutta una toponomastica che porta a questa ipotesi etimologica. Per quanto riguarda i latini arrivano al secondo secolo a.C. nel Veneto e poi un po' alla volta consolideranno il loro potere e fanno completamente sparire come un rullo compressore tutte le lingue precedenti. E ho scelto il meschio.
participio del verbo miscere, participio di un miscere parlato, perché il participio del verbo miscere sarebbe mistus o mixtus, qui invece è miscus, che però esiste anche in latino in promiscuus, quindi esiste un latino parlato, miscere, che vuol dire mescolato. Se vi chiedete perché possono chiamare mescolato un fiume, andate su alle sorgenti, che è il lago di Negrisiola, lasciateli la macchina e andate a piedi. Nel lago di Negrisiola si buttano, partendo da occidente, il Vallon des Colons, il Brenton di Savassa, il Vallon dei Grassi, la Negrisiola e il Batiran. Sono tutti torrenti. Al Batiran c'è l'acquedotto comunale che prende da là, per farvi capire anche che portata hanno questi. A oriente arriva il Vallon de Dara e da sud arrivano varie sorgenti carsiche. Quindi in 600 metri, perché il laghetto è lungo 600 metri, ci sono tutte queste acque che si buttano dentro. E voi immaginate quindi nei periodi molto piovosi come doveva essere un tempo il ribollire delle acque lì. Come ultimo esempio vi porto quello germanico, cioè con il V secolo arrivano i Goti, col 569 d.C. arrivano i Longobardi e si stazionano e si stabiliscono qua. I germanici arrivano tardissimo, tutto ha già un nome, quindi i nomi dei fiumi che danno loro sono nomi molto brevi. E faccio per esempio il Rivalz a Tarzo, il Girold a Conegliano, la Rolt a Orsago. Questi sono tutti nomi germanici, ma sono tutti fiumi piuttosto brevi. Ho scelto per voi il nome di una sorgente. Io nel mio articolo ho tirato fuori 250 idronimi, 220 corsi d'acqua, 10 laghi e una ventina di sorgenti, scegliendo quelle un po' più che dicano qualcosa. Fra queste ho scelto la Fontana Bramosa. Di fontane bramose ce n'è due, una nel bacino del Runal, quindi in Alpago, e più o meno nella zona del santuario di Santa Maria del Runal, e l'altra è nell'alto bacino del Corin, cioè Praderadeo. Tanto per localizzare queste due. Questa fontana bramosa, fontana ovviamente sorgente, bramosa è del proto-germanico bramian, che vuol dire fare rumore. Lo potete averlo anche voi come idea immediata, perché in italiano si dice il bramire del cervo, e al participio il bramito del cervo. Chi di voi è stato in Cansiglio in primavera li ha sentiti molte volte. È quel rumore sordo che fa il cervo quando è in amore. E deriva appunto dal proto-germanico bramian. Sono fontane che quando esplodono in primavera, dopo grandi piogge, sono molto rumorose per l'acqua scrosciante. E con questo avrei finito, quindi chiudo qua il mio breve intervento, vi ringrazio per l'attenzione. Bah, sì, 5 minuti, ma ho scelto per parlare una serie di cascate perché a me personalmente sono simpatiche, mettono allegria e mi piace vederle. E queste sono cascate divise fra le varie zone che ho studiato io, quindi ci sono quelle delle prealpi trevigiane e bellunesi, e ci sono quelle della Vallata Gordina, dove io ho abitato per 30 anni. Questa è una di quelle della Vallata Gordina. Fra molte di queste cascate, specialmente quelle delle prealpi, non sono facili da vedere, delle prealpi trevisane, perché sono molto piccole e sono quindi intermittenti. In particolare ce n'è una, quelle che avete visto, che è in comune di Vittorio Veneto, che è il Vallon del Brolo, che fa d'alto basso, però bisogna essere attenti a andare al momento giusto per vederla. Anche quella del Pissol de San Daniel, che è in fondo alla valle di San Daniele di Cison, non è così facile da vedere, e queste invece sono quelle della Gordino, che hanno tutta un'altra potenza. Queste sono la Valclusa, che ne ha 2 di cascate, e in alcune c'è anche l'uomo, per far capire che
magari è una cascata questa è alta 50 metri. Non esiste più perché quando hanno fatto la galleria per andare a Agordo l'acqua ha deviato da un'altra parte e quindi non si può più vedere dalla strada come si poteva vedere fino a 30 anni fa. Vedete l'ometto che è nel fondo del Cordevole e capite che sono cascate di notevolissima altezza, come anche la Pissotta e la Pissottona, che avete, una è alta 50 metri. Signori, si può parlare di acqua per tanto tempo, ma ne avrete da sentire per tutto il giorno, quindi io vi ringrazio tutti. Continuiamo con un altro intervento doppio in questo caso. Allora abbiamo il colonnello Ermanno Dentesano, in servizio militare per 35 anni nel Corpo degli Alpini, raggiungendo il grado appunto di colonnello, ha coordinato per un decennio la protezione civile degli Alpini del Friuli Venezia Giulia. Ha diretto per 8 anni la biblioteca storica della Brigata Alpina Giulia, si interessa da sempre di toponomastica e di storia del Friuli ed è autore di numerose pubblicazioni, inclusi i 3 sopracitati dizionari con la moglie, che adesso arriva. Non partecipa, ok. E comunque l'articolo che troverete sugli atti è scritto in collaborazione appunto con Barbara Cinauser-Hofer, laureata in lingue e letterature straniere presso l'Università degli Studi di Udine con una tesi sulla toponomastica plurilingue del territorio di Pontebba in Val Canale. Si occupa di toponomastica pubblicando assieme appunto a Ermanno Dentesano Tradizione di toponomastica del Friuli. Ha una pluriennale esperienza di insegnamento dell'italiano per stranieri, del tedesco e dell'inglese all'estero e in Italia. Il colonnello Dentesano ci presenterà una relazione dal titolo Idronimi del bacino della Livenza orientale. Sì. Non vi parlerò di toponimi, oppure vi accennerò solo alla fine di toponimi, ma preferisco illustrarvi un attimino la situazione idrologica, geoidrologica della sinistra della Livenza, perché dei toponimi troverete notizie parecchie nella relazione che presentiamo scritta e che tratta sostanzialmente da un dizionario di idronimi di tutto il Friuli che mia moglie ed io abbiamo pubblicato un paio di anni or sono. La foto che vedevate riguarda all'inizio riguarda la sorgente della Livenza che nasce ai piedi del Monte Cavallo ed è la chiesa della Santissima con la sorgente vicinissima e la sorgente principale alla quale si uniscono acque che provengono dalle sorgenti del Gorgazzo, del Mulinetto, eccetera, eccetera. Fra parentesi dirò che questa chiesetta è molto interessante perché è il prosieguo di un culto antichissimo, perlomeno celtico, ma su questo ovviamente soprassediamo perché altrimenti usciamo dagli argomenti. Comunque è un culto, fra l'altro, che era legato alla presenza delle agane, o anguane, forse voi le chiamate così in Veneto, che sono divinità, semidivinità femminili legate alle acque. Descriverò i limiti della zona di interesse. Questo è il bacino della Livenza, sia di sinistra che di destra Livenza. Alla destra del fiume trovate i 2 affluenti più importanti che sono il Meschio e il Monticano. Alla sinistra i 2 più importanti sono il Celina e il Meduna, assieme a molti altri che sono però fiumi di risorgiva. Adesso andremo a vedere un attimino più nel particolare i bacini principali di questo fiume. Andiamo avanti. Ecco, questo è il bacino della Cellina. Lì ho indicato i nomi delle montagne, ma insomma che delimitano il territorio, ma insomma non ve li cito. Sarebbe molto interessante perché sono nomi molto molto antichi come quelli delle acque che, come diceva prima l'amico Giovanni, sono fra i più antichi di quelli che si trovano sul territorio, acque e montagne. Sostanzialmente il bacino settentrionale della Cellina prende i comuni di Claut e di Cimolais e Barcis.
È un territorio come quello che vedremo subito dopo, che riguarda invece la Meduna, molto isolato e quindi molto conservativo, per cui i nomi dei fiumi di quei territori sono nomi molto molto antichi. Poi magari ne vedremo qualcuno alla fine, ma giusto per dire. Ecco, questo è invece il bacino della Meduna, nella quale si trovano parecchi laghi artificiali costruiti per i soliti motivi. Questi due bacini portano le acque appunto a Cellina e Meduna, che si uniscono nella parte bassa. Vediamo la cartina successiva. Ecco. Si vede? Sì. No, non si vede niente. Sì, no, forse è troppo piccolo, eccolo qua. Sì, veniamo con questo, sì, va meglio. Ah sì, con questo va meglio. È successo eccolo qua. Dunque, ecco, questo è il bacino, qua su sta il bacino superiore della Cellina, qua su sta il bacino superiore della Meduna, che si uniscono nella parte alta della pianura di Pordenone, della pianura occidentale, siamo appena sopra Pordenone. Questa cartina riguarda un po' la geologia per la formazione, che spiega la formazione dei conoidi di deiezione di Cellina e Meduna, che si esauriscono, diciamo, nel conoide, nella deiezione del tagliamento, che è quella rappresentata in arancione. Possiamo andare avanti magari? Ecco qua. Questo è il bacino superiore della Livenza, quindi partendo dalla parte settentrionale, che è la parte che coincide con la parte inferiore dei due bacini citati prima, abbiamo tutta la parte superiore della pianura del Friuli occidentale e poi la parte inferiore, quella al di sotto della linea delle risorgive che vediamo adesso. Questa, sì. E questi sono i fiumi di risorgiva, che nascono appunto al di sotto di quella linea. Vediamo se l'ho disegnata da qualche parte, eccola qua. Questa è la linea delle risorgive. Al di sopra c'è una pianura a granulometria molto grossa, per cui le acque si infiltrano rapidamente nel terreno e riemergono nella parte sottostante, meridionale, perché incontrano delle formazioni argillose dovute a granulometria più piccola lasciata dalle alluvioni. Nella parte dalla sorgente, diciamo, fino alla zona di Sacilio, poco sotto, abbiamo un afflusso di acque provenienti come dicevo, da risorgive. I nomi di queste acque sono tutti nomi abbastanza recenti, proprio perché l'area è molto meno conservativa di quelle due citate prima. Sono tutti nomi sostanzialmente romanzi o in qualche raro caso poco più antichi. Possiamo andare leggermente avanti. Ecco qua. Questa è la parte meridionale del corso, dove la Livenza non ha più bacino di afflusso. Gli ultimi fiumi che fino a qualche decennio or sono confluivano le loro acque da sinistra nella Livenza sono il fiume, bella tautologia di cui si potrebbe parlare, e il fiume Sile, altra tautologia un po' più nascosta, ma sempre tautologia è, che si uniscono poco prima di confluire nella Livenza. Qualche decennio or sono i fiumi sono stati isolati dal corso della Livenza, nella quale si immettevano a Brische, praticamente a Meduna di Livenza, e sono stati confluiti nel Loncon, in pratica, ecco, che corre parallelo alla Livenza, confluisce poco più avanti nell'Emene, che sbuca a Porto Falconera. Possiamo andare avanti. Ecco, il corso della Livenza è sostanzialmente sempre meandriforme fin dall'origine. Qui potete vedere, ecco, la questione di questi meandri che vengono formati soprattutto quando la pianura che viene attraversata dal fiume
ha una pendenza molto molto bassa. Vi cito così perché è interessante, vediamo la cartina successiva, il corso della Livenza Morta. Questo è un corso che sbucava qui, questo si chiama è Porto Livenza, o Porto, vediamo se ho scritto qua che non ricordo male, Porto Livenza, che sta diciamo qualche chilometro a occidente di Caorle. Questo era l'antico corso della Livenza che si è spostato verso Levante, ma contrariamente a quanto succede nella pianura almeno friulana, che sappia io, non conosco molto bene il problema, i corsi dei fiumi principali si sono spostati anche in epoche storiche verso Oriente. Ricorderete il Tiliaventus Maius Minusque citato, che attualmente è il percorso quello che passa per la Tisana del tagliamento, che era il Minusque, il Maius percorreva più a occidente, oppure l'Isonzo, che attualmente sbuca nei pressi di Monfalcone, poco prima, mentre al tempo dei Romani è citato come Natiso, ma sostanzialmente è il complesso delle acque del Torre, Nattisone e Isonzo che arrivava in laguna all'altezza di Aquileia, quindi anche lì si è spostato di parecchi chilometri verso Oriente. In questo caso qua il percorso della Livenza si è spostato sì a Oriente, ma per opera di un intervento idraulico del penso 600, metà 600. Vediamo la strina successiva. Eccola qua, questo è il progetto di deviazione del fiume che è stato fatto a San Giorgio, sì, vediamo la lastrina successiva, eccolo qua, San Giorgio di Livenza. Qui si vede ancora il tratto rettilineo di deviazione del fiume verso oriente, ha percorso un alveo precedente che sbuca attualmente a Santa Margherita, quindi parecchi chilometri più a oriente di quanto sbucasse in origine. Vi cito solo alcuni toponimi che sono molto interessanti, fra quelli che sono tutti toponimi che si trovano nei due bacini superiori della Cellina e della Meduna. Cellina è un nome antichissimo, indoeuropeo, che deriva da questa radice che vedete scritta lì, che significa scorrere, trasportare acque. Forse uno dei più recenti è Meduna, interpretato come Medio Dunum, ma ci sarebbe qualcosa da dire in proposito. Interessante Antenne, che uno può pensare chissà che cosa, in realtà è un nome oscuro, ma potrei parlare 5 minuti di questa questione qua, ma andremo fuori tema. Calteia, che è in cui il suffisso sicuramente è celtico, ma la radice è precedente. Inglania, dal celtico clan puro, che ha parecchie si trovano parecchie realizzazioni in Europa con questa base, compreso il famoso Glan che passa per St. Veiten der Glan appena sopra Klagenfurt. Il Lendron, tutti capite che deriva dalla radice idr, acqua, che già i greci conoscevano molto bene. È molto interessante Pentina, che secondo me ha un accento spostato, come succede spesso nei toponimi, ma in genere nei termini, nelle parole, che è un nome sicuramente etruscoide, probabilmente retico. Prima citava l'amico Giovanni la presenza dei reti che probabilmente arrivavano fino al Piave. A tal proposito abbiamo scritto un intervento, mia moglie ed io, tempo addietro, in cui reinterpretiamo Belluno come nome retico, naturalmente con tutte le ipotesi del caso e i dubbi del caso. La presenza retica in Friuli, secondo noi, specialmente nell'Alto Friuli, è stata ampiamente sottovalutata, ma questo è un altro discorso. Riguardo a Pentina posso citare un confronto con il Monte Pieltinis, che anticamente, fino a poco tempo fa, un anziano mi ha raccontato un giorno che loro chiamavano Pentinas, non Pieltinas, Pentinas. Quindi è la stessa radice, che è una radice sicuramente etruscoide. Ci sono molti altri nomi etruscoidi in zona.
Rhesetum ha è un nome anche quello molto antico, molto presente in tutte le Alpi, legato ad una radice anaria, quindi pre-indoeuropea, rosso-rosa, che identifica gli letti dei fiumi, ghiacciai, Monte Rosa, per farvi un esempio. Ma molti altri, Rosandra vicino a Trieste, ce ne sono tantissimi, Pieve di Rosa vicino a Codroipo, Silisia Sile è un'antichissima radice proto-indoeuropea, sprezzare, zampillare, ha dato il nome a quel Sile di cui vi parlavo prima, che nasce poco sopra Pordenone, più verso oriente, Silisia, che è un torrentello dell'alta valle di Tramonti, della Meduna, quindi. Silliga è un affluente di destra della Livenza, all'altezza di Sacile più o meno. Varma, altro nome molto interessante, indoeuropeo, Vara, acqua, è un torrentello che sbuca nella cellina alla sinistra, nella zona di Barcis, poco sopra Barcis, e coincide il nome con Varmo, fiume Varmo, ricordato da Ippolito Nievo, che sicuramente ne avrete sentito parlare, che scorre sotto Codroipo, nasce sotto Codroipo e scorre. Vielia è un torrente che noi abbiamo interpretato inizialmente con qualche dubbio, magari lo troverete anche scritto sulla relazione, come diciamo avente un influsso forse slavo, ma ci siamo ricreduti in proposito, probabilmente un nome etruscoide, anche perché c'è un possibile riscontro in Feltre, c'è una frazione di Feltre che si chiama Vellai, ecco, probabilmente è un nome etruscoide, ci sarebbe parecchio da parlare. Vi cito solo e chiudo. Mi avrete sentito parlare della Cellina e della Meduna, non del Cellina e del Meduna, perché i fiumi, come la Livenza, sono quasi sempre femminili, quasi sempre, moltissimi sono femminili, sono diventati maschili solo con l'introduzione della cartografia, dove si scrive il fiume Cellina, il torrente Meduna, eccetera, eccetera. Ma anche il Piave era la Piave, voi sapete, è diventato il Piave maschile dopo la metà dell'Ottocento. C'è una pubblicazione periodica che era stata edita a Belluno dopo la metà dell'Ottocento, e forse è una delle prime volte in cui il nome compare al maschile. Ha definitivamente chiuso la questione il Vate d'Annunzio, quando che anche lui scriveva comunque la Piave nel suo un lavoro teatrale, La nave, non so se l'avete letto, lo cita al femminile, dopo muta parere, perché ovviamente un fiume deve essere maschile, come fa un fiume femminile a difendere la patria, eccetera, eccetera. Non sto a raccontarvi insomma tutte queste faccende qua, ed è diventato femminile, e da lì è rimasto femminile. Ma la stessa cosa posso dire della Brenta, che Dante stesso cita la Brenta, la Piave, non dice il Piave, il Brenta, eccetera. Bene, ho chiuso con questo aneddoto. Grazie. Bene, grazie al colonnello Dentessano. Allora passiamo al prossimo relatore. Bruno Marcuzzo, optometrista, noto per le sue pubblicazioni tecniche sull'artiglieria nel tempo, ha spostato i suoi interessi sulla storia locale, a cominciare dalla Grande Guerra per arrivare oggi ad epoche più antiche. Allora, ci presenterà una relazione sulla Piave del Patriarca di Aquileia. La ricerca era volta a identificare le radici o i motivi del perché le terre del Basso Piave sono rimaste poi per molto tempo nelle mani del Patriarca. Le radici più sono profonde, più sono sottili, quindi è difficile andare a identificare i motivi precisi. Però insomma, l'escursus del ragionamento deve partire per forza da epoche antiche. Come hanno accennato gli altri relatori, finita l'epoca glaciale, l'ultima glaciazione, la Piave scende da Nervesa e si apre in un ventaglio, il famoso conoide. Il ramo principale che noi conosciamo corre sulla schiena del conoide, ma all'epoca non poteva essere il Piave che noi conosciamo, perché quella portata d'acqua assolutamente
non c'era, si disperdeva in molte ramificazioni, in molte piaveselle. E in questa immagine potete vedere come si apra proprio a ventaglio e come ha detto chi mi ha preceduto, tracce del Piave si trovano nel Sile, nel Musestre, poi vedete sul numero 5, qui così, questo io lo chiamo il Pero. Queste che vedete segnate in rosso sono dei paleoalvei tracciati. Perché dico il Pero? Perché passa per la città di Pero e prende quel nome, poi si riapre e diventa il Meolo e il Vallio. Questi fiumi sono stati pesantemente lavorati in epoche antiche e tant'è vero che poi, come vedremo, il Vallio stesso probabilmente non ha origine da Vallio nel senso di Vallivo, ma ha origine da Vallum nel senso confine, perché è quasi interamente scavato, è quasi interamente artificiale. Al centro il Piave, e vedete che all'altezza di San Donà si apriva in due rami. Il ramo principale si girava verso Cittànova, quindi verso oriente, e dopo Cittànova si ripiegava di nuovo e andava a sfociare a Cortellazzo. Questo ramo qua si è seccato, ha incominciato a seccarsi prima dell'arrivo dei Romani e le acque hanno preso a scorrere con più importanza nel lato destro, che noi chiamiamo Piave Vecchia adesso, e andando a buttarsi in laguna, nella laguna di Venezia. Tra la Piave che si era seccata e che poi gli antichi chiameranno Piave Secca e la Piave Vecchia, che era la Piave maggiore praticamente a quell'epoca, cioè la Piave più grossa, c'era quel grande territorio che non era suddiviso, non era frazionato dal Piave Nuovo e dal Taglio del Re, cioè quei canali che furono scavati dopo praticamente. Sulla sinistra della Piave, la Bedoia e il Grassaga, che nella parte bassa, vedete, sono stati fatti confluire in quella che è la centuriazione di sud di Oderzo, che è evidentissima su Noventa, da cui appunto probabilmente il Bedo, quindi scavato. Prego. In epoca romana, quindi i territori erano suddivisi, perlomeno per quanto riguarda il Basso Piave, fra Opitergini e Altinati. La storiografia dice che la parte destra del Piave, cioè la destra Basso Piave, era nel territorio altinate. Aspetta. In realtà, vedete il confine del territorio altinate segnato in nero. In realtà la centuriazione di Altino è evidente a destra del Sile, mentre sulla sinistra non c'è nulla fino al Piave, c'è proprio una zona di nulla. La stessa situazione si trova nella parte bassa tra Piave e Livenza. Il fatto che non ci sia centuriazione non vuol dire che non ci fosse, ma che essendo la parte bassa del fiume, nei delta, probabilmente tutta la terra che i fiumi hanno portato hanno cancellato le tracce antiche. Se noi andiamo a vedere in particolare l'area della destra Piave, prego, eccola, in giallo vedete la centuriazione di Noventa, che corrisponde praticamente alla centuriazione sud di Oderzo. In rosso sono le tracce di una centuriazione che prosegue sulla destra e questa centuriazione è orientata e si ripropone praticamente sulla destra del fiume, come se chi ha centuriato la sinistra si fosse portato anche sulla destra, come se fossero territori suoi. Questa centuriazione finisce poi contro il Meolo, che è un fiume particolarmente nervoso, pieno di meandri e quindi difficile da organizzare il territorio, e la centuriazione che segue è quella di Catron, cioè oltre il Vallio. Ed è una centuriazione che non è ordinata con la centuriazione del territorio altinate, ha un altro orientamento e anche un altro ritmo. È come se chi ha centuriato Oderzo abbia continuato a centuriare sulla destra del fiume fino al Vallio praticamente. Questo significa che molto probabilmente il territorio di Altino non arrivava fino al Piave, ma erano gli Opitergini
che andavano era il territorio di Opitergio che scendeva oltre la destra del Piave. Questo è importante perché sembra che tutto il delta del fiume, quindi il delta inteso fra Meolo, fra Vallio e Musestre e il Piave, quella zona lì, non sia stata un'area legata fin dall'antichità non alla parte del Sile, ma alla parte di Oderzo. È come se fosse una zona, come dire, con una sua particolare identità. Quando arrivarono i Longobardi, scesero, sapete benissimo, scesero Cividale, Pedemontana, scavalcarono Oderzo e il confine passava praticamente sopra la Postumia tra Concordia e Oderzo, poi scendeva verso Altino e ricontinuava poi con l'Annia. Oderzo era rimasta una fortezza praticamente bizantina. Il territorio del Basso Piave era ancora probabilmente nelle mani degli Opitergini. Altino si estendeva invece verso Padova, il territorio si estendeva verso Padova. Torno indietro un attimo. Ecco. Nel 617-618 il Ducato del Friuli, i Foro Giuliani, attaccano l'area di Concordia, il fronte collassa e viene spostato sulla Livenza. Questo fatto provocò praticamente il taglio delle comunicazioni con quello che era Grado, che potevano avvenire solo tramite via mare, perché l'Ania era caduta nelle mani bizantine. 20 anni dopo, questi tre ducati probabilmente si organizzano, si coalizzano e attaccano i bizantini e fanno crollare il fronte, cioè la linea di confine, sotto l'Ania, sulla costa. 30 anni dopo Grimoaldo dà ordine di distruggere Oderzo, molto probabilmente perché, per vendetta sicuramente, perché gli avevano ucciso i due fratelli Caco e Tasone, e forse anche perché voleva evitare che ai bizantini tornasse voglia di riprendersi una città. Distruggendola gli toglieva il motivo di riconquistarla praticamente. La storiografia a questo punto si avvale delle fonti di Paolo Diacono, che dice che il territorio fu diviso fra Forongiuliani, Cenedesi e Opitergini e tutti fanno fede al Piave. Prego. Idealmente gli storici dicono il confine andava sul Piave, oltre il Piave sulla destra c'erano i Trevigiani, i Cenedesi si sono tenuti fra il Piave e la Livenza e i Forongiuliani erano oltre la Livenza. Ma questo non ha effettivamente molto senso, perché cosa ci hanno guadagnato i Forongiuliani? Non hanno avuto nessun territorio in più, non c'era terra da spartire. Quella terra che avevano a Concordia l'avevano già avuta 50 anni prima, quindi molto probabilmente c'è da fare un'altra interpretazione. Beh, vabbè, lasci pure, tanto fa lo stesso. Provate a pensare a un re, all'epoca c'era Grimoaldo, che aveva a che fare con un sacco di duchi molto indipendenti, per non dire ribelli, e crearsi delle barriere per poter uscire dal Friuli e andare nel resto d'Italia poteva essere un problema. Quindi sarebbe stato più semplice non creare una divisione in verticale, ma in orizzontale, in modo che fosse possibile avere il controllo dei fiumi per poter accedere al resto d'Italia. E questa ipotesi è giustificata dal fatto che poi le terre del Basso Piave hanno continuato a restare nelle mani dei Forongiuliani e del patriarca. Quindi si può ipotizzare che i Forongiuliani abbiano attaccato su Livenza e siano scesi lungo la costa, anche perché era un ducato prestigioso, importante, forse l'unico che riusciva a tenere testa ai bizantini, e abbiano presidiato quella zona là.
Nel presidiare quella zona del Piave significava avere il controllo del fiume, quindi i pedaggi, il controllo degli uomini e soprattutto il controllo delle strade per poter appunto muoversi. Per contro, ai trevigiani sarebbe rimasta la zona di Negrisia. Negrisia era una grossa pieve, forse una fortificazione, al centro del fiume. All'epoca il fiume lì si apriva in molti rami e lasciare a loro la possibilità di controllo di quel ramo di fiume significava supporto economico ma anche controllo militare. Sapete bene che avere un fiume significa è un ostacolo orografico importante. Adesso forse è più semplice da passare a un esercito, ma all'epoca se devo difendermi metto il fiume davanti e quindi sto dietro. Se invece devo attaccare il fiume lo passo. Avere il controllo delle due rive è fondamentale per questo. Ecco perché è molto probabile che abbiano fatto questo tipo di scelta. Quindi i cenedesi si sarebbero ottenuti le parti alte di Oderzo, delle terre opicergine, e i trevigiani, Negrisia e il resto del territorio di Altino, mentre i forogiuliani si sarebbero presi questa fetta di terra per poter avere il controllo e l'accesso al resto d'Italia praticamente. Questo è chiaramente un'ipotesi che può essere supportata soltanto dalla conseguenza logica, oltre che dai ragionamenti che abbiamo fatto, anche dall'osservazione di come quelle terre furono gestite dagli imperatori. Poco dopo, infatti, arrivano i Franchi e i Franchi portano un nuovo sistema di gestione. Avevano come governo dei territori avevano il feudalesimo, quindi investivano marchesi o vescovi dei territori in una specie di comodato, per cui io ti lascio gestire queste terre, ti lascio il beneficio loro, ma sappi che sono sempre mie e quando voglio me le riprendo. In realtà nel Triveneto non poté funzionare il feudalesimo perché quando arrivò Carlo Magno i duchi longobardi insorsero, furono battuti, spogliati delle proprietà e quindi non c'era una classe politica a cui appoggiarsi e non c'era ancora una classe religiosa fedele a cui appoggiarsi. E quindi fu preferito affidare questi territori a un marchese. E infatti poco dopo venne creata la Marca del Friuli, il famoso Eberardo che stese il testamento proprio sul Musestre, in una proprietà che era sua, neanche dell'impero. Vedete i vari passaggi per cui la Marca del Friuli fu poi unita con la Marca di Verona e poi secoli dopo fu staccata e fu consegnata nelle mani del patriarca intorno al 1077. Ancora una volta la storiografia fa riferimento al Piave, ma al Piave che noi conosciamo, che non era il Piave di allora. Quindi a che ramo della Piave si fa riferimento? Al Piave che noi conosciamo o al confine che era stato tirato dai Romani sul Vallio? E qui andiamo a ragionare, appunto, si deve ragionare sulle carte che si trovano intorno al 1000, che per fortuna incominciano a essere, come dire, un po' più dense, un po' più spesse di notizie. Prego. Il primo confine da andare a vedere quindi è quello con i bizantini. Ci sono due documenti fondamentali che danno l'idea di che cosa. Il primo è quello con cui l'imperatore dà al vescovo di Torcello, quasi fosse un suo vassallo, anche se in realtà era bizantino, però evidentemente voleva mantenere rapporti di amicizia, e gli dice: io ti riconosco quelle terre su cui una volta tu avevi giurisdizione, e quindi ti riconosco Altino, ti riconosco tutta la costa, la zona di San Donà, con San Donato, che è Musile, e San Remigio, che è San Donà. San Remigio è un santo francese, quindi la chiesa probabilmente era di fondazione molto recente. E dopo aver citato il Basso Piave, il cuore del Basso Piave, cioè San Donà e Musile, e altre chiese intorno a Trameolo e Fossalta, probabilmente toponimi che ricordano Trameolo e Fossalta, si sposta, va oltre, salta e va a finire a ridosso di Livenza con la chiesa di San Lorenzo, che poi sarebbe Boccafossa. E questo salto certifica il fatto che non potesse avere disponibilità di quelle terre, perché lì c'erano i bizantini. Quindi lui dice: quelle terre non te le posso dare, ti do da qui a lì.
e salta. Il confine quindi è ben segnato. Quasi tutte queste terre, a parte Boccafossa, di cui non si capisce poi a chi andrà, tutte le altre pievi verranno assegnate al patriarca di Aquileia, cioè arriveranno nelle mani del patriarca. Quindi l'imperatore dal Torcello le dona prima a Torcello, identificando una zona e un confine, e poi questo confine lo riconsegna nelle mani del patriarca. Il secondo documento è il Pactum Lotari dell'840, che sapete è molto articolato, sono vari articoli, si mettevano d'accordo su come gestire questo confine. E ci sono 3 passaggi fondamentali, 3 capitoli. Il capitolo 25, abbiate pazienza che leggo perché, eccolo qua. Si dà licenza agli aquileensi, praticamente agli esoleani, di raccogliere legna e pascolare sulla riva Zenonis. Zenonis probabilmente era una chiesa sotto Musile che stava sulla Piave Vecchia, rivolta verso la laguna. E tra il confine, dice, tra le fosse Metameuccis e Genzionis. Allora, è possibile pensare alla radice Metameucci come la radice di Meolo, che è Medlum, cioè che sta a metà. Quindi potrebbe essere che le acque del Meolo che passavano fossero la fossa che lui indicava. Usa la parola fossa e non fiume perché è una fossa scavata. Il Meolo, da Meolo in giù, è scavato, è dritto, non ha meandri. La fossa Genzionis invece è probabilmente quel canale che unisce idealmente la Piave al Meolo e che è stata scoperta negli anni 90 dal gruppo archeologico di Meolo praticamente. È come se avesse detto agli iesolani: potete raccogliere legna sulla destra del Piave, sull'arenile della destra del fiume. Poi c'è l'altro capitolo che è il capitolo 26 che ribadisce i vecchi confini dell'Ardizio Astolfina, in cui praticamente dice: tutti quei confini tracciati a suo tempo bizantini, quindi nell'area intorno a Cittanova, te li riconosco e riconosco che lì comandate voi. L'ultima parte è il capitolo 28 ed è forse quello più interessante, in cui dice è precisato che le greggi dei pastori locali, cioè chi abita nella zona, può muoversi liberamente fra la Piave Maggiore e la Piave Secca, che è il vostro confine. Sembra assurdo ribadire la libertà di pascolo, perché questa libertà di pascolo e raccolta legna la ripete per ogni capitolo. E non ha senso, avrebbe potuto dire si può fare questo da qui a qui, invece lo fa per aree specifiche, come se ci fossero diversi specifici. Non è una diversa consuetudine, è un diverso confine. Quindi fra quella che era la Piave Secca, cioè il Piveran, e la Piave Vecchia, che all'epoca era Piave Maggior, okay, in quell'immenso territorio i pastori potevano spostare le greggi liberamente. E ancora una volta, quindi, nel fare 3 capitoli specifici per 3 territori diversi, viene censito non appunto una diversa consuetudine, ma un diverso confine e quindi un diverso vassallo. Questo è il ragionamento. Prego. A questo punto entra in campo il patriarca, cioè siamo passati da un marchese e come è successo poi anche in Trentino eccetera e in altre zone d'Italia, dai marchesi tutto viene affidato ai vescovi perché era più comodo. I vescovi, non avendo figli, non avevano problemi di linea di successione eccetera, ed erano comunque uomini fidati. Il patriarca poi in modo particolare era praticamente mezzo parente dell'imperatore, o erano mezzi parenti dell'imperatore, o comunque uomini scelti e fidati. Anticamente al patriarca avevano già donato beni. Nel 776 quelli sequestrati ai duchi ribelli, i duchi longobardi ribelli. Nel 792 l'imperatore riconferma tutto quello che i vecchi re longobardi gli avevano donato. Ma il grosso salto si ha dopo che nell'884 viene istituita la Marca del Friuli.
che diventerà nel 1077 appunto patria del Friuli. Per far questo l'imperatore pian pianino passa tutte le consegne al patriarca e gli dà tutti questi territori. E allora vedete, nel 17 dona l'abbazia del Pero a Monastier, con tutti i territori limitrofi, quindi Meolo, Monastier, Fossalta, Zensons, e Mussa, che sarebbe Noventa, e tutta praticamente l'area del Basso Piave. Quindi era dell'imperatore, l'aveva in mano sempre per il discorso del controllo del fiume e la trasferisce il patriarca suo fedele. Poi nel 1934 i territori fra Pravia e Livenza, che erano stati dei bizantini, e qui la cosa è soggetta a interpretazioni, perché si suppone la parte bassa, perché la parte alta era probabilmente in mano appunto ai cenedesi. E nel 74 c'è un documento interessantissimo in cui il vescovo di Ceneda riconsegna al patriarca, rinuncia alle famose 4 pievi, che in realtà erano 2 pievi e un villaggio, San Cassiano, San Fiore e San Polo. Li dà al patriarca e gli dà anche il villaggio di San Remedio, che era praticamente San Donà. E notate come riconsegna al patriarca i passaggi sul fiume importanti, dove c'era la Postumia e dove c'era l'Ania. Lì ritorna il controllo appunto del Friuli, dei friulani. E nel 77 appunto nasce la patria del Friuli, quindi il patriarca ha la piena gestione del territorio. Questa è una cartina presa dal lavoro di Tomasi, in cui potete vedere i territori che erano del patriarca proprio lungo l'asse del fiume, dove c'erano potere effettivo e anche il potere spirituale, tanto per avere un colpo d'occhio. Prego. Siamo quindi in piena epoca della lotta delle investiture e che vede contrapposti i comuni con il loro spirito autonomistico e il Papa, che voleva affermare la sua ierocrazia, e dall'altra parte invece l'imperatore e col suo fedele patriarca che difendeva il confine, che proprio qui ha avuto come dire, una zona calda. E, in tutto questo periodo le abbazie giocano un ruolo importante, perché erano come dire, zone franche. Allora, da una parte c'è il patriarca che ha istituito Monastier, cioè l'abbazia del Pero, dall'altra c'è il Collalto, fermati, il Collalto che istituisce Sant'Eustachio e la consegna nelle mani del Papa, non del patriarca. Quindi la consegna, diciamo, il Papa che lottava contro il patriarca, proprio per essere sicuro di non avere influenze imperiali. Cosa che gli costerà il titolo di comitale, perché l'imperatore, persa la fede nella famiglia, glielo revoca chiaramente, perché ha detto: visto che tu ti sei appoggiato a lui, io non ti riconosco più come conte. Soltanto dopo aver pagato un'ammenda e riesce a rientrare praticamente in possesso del titolo comitale, ma intanto il malano era fatto. Nella bolla del 1152, Justinfratum, in cui praticamente alle giuste richieste dei nostri fratelli sarebbe, il Papa riconsegna al vescovo di Treviso, che nel frattempo era passato dalla parte papale e quindi degno di fiducia, riconsegna le pievi dell'abbazia. E guarda caso sono lungo quel confine di cui parlavamo prima, sono quelle segnate in rosso. Quindi dalla Travaglio e Musestre, quel territorio là rientra praticamente sotto il controllo papale, perlomeno spirituale. Poi su questo c'è molta ambiguità su questa cosa, però insomma sta di fatto che c'è proprio questa frontiera. Considerate che Meolo era in mano al capitolo di Treviso, quindi la pieve era in mano ai monaci di Treviso, mentre i territori, il bosco di Martellia, il bosco della Silvella, praticamente la terra fra Vallio e Piave era in mano
al patriarca, era proprio proprietà sua. Tant'è che, vista l'epoca così, come dire, poco sicura e di difficile gestione, a fronte dei comuni che volevano espandere la loro proprietà, la loro competenza, specialmente Treviso, e il Papa si affida a un avvocato, e il più importante in zona era appunto Ezzelino. Grazie. E Ezzelino, le tracce di Ezzelino in zona risalgono a prima del 1000, intorno al 1000. Nel 1190 ci sono dei documenti dove si vede che Ezzelino dona 4 fattorie all'abbazia di Monastere, all'abbazia del Pero. Nel 1200 c'è effettivamente la prima confessione d'avvocazia in cui Ezzelino dice sì, io prendo in avvocazia l'abbazia e la aggiungo a quanto ho già in gestione sulle terre fra Vaglio e Piave, proprio lo mette nero su bianco. L'avvocazia poi passa in mano ai figli, Ezzelino II, i figli Ezzelino III e l'altro fratello, che qui non si capisce perché Ezzelino lotta alla fine contro il patriarca, che è il rappresentante dell'imperatore in Italia, quindi non si capisce perché il patriarca gli abbia avvocato quelle terre. Forse gli conveniva darle, o c'è un atteggiamento mafioso per cui dice meglio che me le dai a me in avvocazia e poi prima o poi te le conquisto, oppure fu proprio una scelta, come dire, non voglio muovere acque, visto che sei tu, come dire, il più grosso della zona, quello con le spalle più larghe, le do in mano a te, così sono sicuro che prima o poi me le riprendo, perché la confessione poteva essere, l'avvocazia poteva essere revocata, no? E nel 1259 la famiglia dei Daromano viene sterminata, e il patriarca manda subito il suo Castaldo di San Polo a riprendersi quelle terre con quel famoso rito salico, quindi strappando rame dai meli e paglia dai tetti, e dice questa terra torna a essere del patriarca. Addirittura c'è questo personaggio che sale sul ponte elevatoio di Mussa del castello e si appoggia a una catena, almeno così dice il Verci, e dice riprendo possesso di queste terre per conto del patriarca, perché queste sono terre sue. Ma Treviso, il comune, si oppone e dice no, sono nostre perché gli Ezzelino sono stati scomunicati e quindi, essendo terre scomunicate, passano a noi. Nasce un processo, il processo di Treviso, dove compaiono un sacco di testimoni che dicono sì, ho sempre saputo che le terre erano del patriarca, lei gestiva Ezzelino, ma sono sempre state del patriarca. Alla fine il patriarca vince il processo, ma in pratica non riesce ad entrare in possesso delle terre. E nel frattempo si avvicina la Serenissima, che poi prenderà su tutto e il patriarca praticamente quelle terre le perde. Ecco, questo è sostanzialmente il lavoro fatto e il filo narrativo che parte da una radice sottile e arriva fino ai nostri giorni con un tronco bello grosso. Ecco. Per cui noi adesso sappiamo che nelle terre del Basso Piave erano appunto zone friulane del patriarca. Ecco, ho fatto. Bene, proseguiamo con il dottor Giacomo Bernardi. Il dottor Bernardi consegue la maturità classica nel 2016 presso il liceo Marconi di Conegliano, laurea triennale in lettere nel 2019 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, laurea magistrale in storia dell'arte e conservazione dei beni artistici nel 2022 nel medesimo Ateneo di Venezia, con tesi dedicata al ciclo di affreschi della chiesa di San Bernardo a Cesana, Belluno.
Attualmente insegna lettere presso il Liceo Classico Scientifico Alvise Lollino di Belluno. Allora, il dottor Bernardi ci parlerà di San Cristoforo e San Nicola tra Piave e Livenza, indagine sulla diffusione di un culto legato alle acque. Posso usare questo? Sì, grazie. Ecco, buongiorno, grazie a tutti. Allora, come è stato appunto anticipato, io ho fatto un piccolo lavoro, insomma, di ricerca dedicato alla presenza di questi due santi nel bacino, appunto, tra il Piave e Livenza, quindi in questo territorio. Santi che sono anche, come dire, abbastanza noti, conosciuti, però ecco, è anche un attimo importante capire qual è il legame che questi santi hanno con l'acqua e con le acque di questo territorio. Allora, bisogna partire intanto da una fonte molto importante che è la leggenda aurea. Che cos'è la leggenda aurea? La leggenda aurea è una raccolta agiografica, cioè di vite di santi, elaborata nel XIII secolo da Jacopo da Varazze, domenicano, che fu anche vescovo di origini ligure, il quale appunto racconta appunto la vicenda, insomma, ci dà molte informazioni sulla vita dei santi e non solo. Jacopo da Varagine è stato anche una fonte importante per numerosi artisti, il quale appunto riporta anche le storie di Cristoforo e di Nicola. Allora, partiamo da Cristoforo. Cristoforo chi era? Ci dice Jacopo da Varagine che era di stirpe cananea, di statura altissima, quindi un gigante, aveva un volto terribile ed era alto 12 cubiti. Quindi San Cristoforo viene ricordato come appunto un gigante ed è così che spesso viene raffigurato. Il racconto di Jacopo da Varagine cosa ci dice? Ci dice che in origine Cristoforo era un pagano di nome Reprobo, il cui desiderio era quello di mettersi al servizio del sovrano più potente della terra. Per cui racconta Jacopo da Varagine che lui si recò presso la corte di un re cristiano, assai rispettato, ma quando si accorse che questo sovrano tremava ogni volta che sentiva proferire il nome del diavolo, allora si rese conto che non era lui appunto il sovrano più importante e quindi decise di mettersi alla ricerca del diavolo per essere suo servo. Mentre si trova nel deserto, racconta Jacopo da Varagine, Reprobo appunto incontra un soldato dall'aspetto terribile, il quale gli rivela di essere appunto il diavolo. E quindi Cristoforo, che si chiamava ancora Reprobo a quel tempo, decide di seguirlo. Lungo la strada però i due si imbattono in una croce e il diavolo appunto rimane atterrito dinanzi alla potenza di Dio e quindi scappa, dimostrando di non essere il più potente sulla terra. E quindi Reprobo, sconfortato, inizia a vagare appunto finché non incontra un eremita, una sorta di monaco, diciamo, il quale gli rivela appunto la parola di Dio e lo invita appunto a sedersi sulla riva di un fiume. Qua entra appunto in gioco l'acqua. Presso la riva di un fiume che spesso era attraversato da viandanti. E appunto Reprobo raggiunge appunto la riva di questo fiume e si offre appunto come traghettatore da una sponda all'altra per i numerosi viaggiatori che passavano. Un giorno, racconta Jacopo da Varagine, si presenta al suo cospetto un bambino che gli chiede di portarlo sull'altra sponda. Ecco, Cristoforo se lo carica sulle spalle, sente questo bambino farsi sempre più pesante e a fatica appunto riesce ad attraversare il fiume. Giunto sulla riva opposta, appunto, il fanciullo gli dice queste parole. Non stupirti, Cristoforo, perché sulle tue spalle non soltanto hai portato tutto il mondo, ma colui che ha creato il mondo. Io infatti sono Cristo, il tuo re, e tu mi servi col tuo lavoro. No? Quindi questo bambino, come vediamo in questa scena, che si è caricato sulle spalle, è in realtà Cristo, il suo vero Signore. Da quel momento in poi, appunto,
Reprobo si fa battezzare, prende il nome di Cristoforo, che letteralmente vuol dire portatore di Cristo, Christum Ferens, e comincerà appunto, Cristoforo si farà portatore appunto della parola di Cristo. Comincerà dopo appunto, come racconta Jacopo da Varagine, la sua operazione, appunto Cristoforo diffonde la parola di Dio nella Licia, questo territorio dell'attuale Turchia, Anatolia, dove poi subirà anche il martirio. Ecco, quindi Cristoforo, appunto, la storia di Cristoforo appunto ha avuto molta fortuna, così come il suo culto, già a partire molto probabilmente dall'epoca paleocristiana. Proprio perché Jacopo da Varagine racconta che lui aiutava i pellegrini, i viandanti, i viaggiatori ad attraversare il fiume, Cristoforo divenne appunto protettore dei pellegrini e dei viandanti, no? E pellegrini viandanti che nel corso del Medioevo erano diffusissimi lungo le antiche strade consolari che conducevano appunto alle principali mete di pellegrinaggio come Roma e la Terra Santa. Per cui spesso, insomma, cominciano a partire, insomma, soprattutto dall'anno 1000, quelle che sono, insomma, a epoca di cui abbiamo più testimonianze, cominciano a comparire spesso all'esterno delle chiese, delle pievi e delle abbazie, appunto, raffigurazioni di San Cristoforo, come appunto garanzia di salvezza per il viaggiatore che vi passava innanzi. Qual è, diciamo, appunto, il legame con l'acqua? Abbiamo detto che appunto Cristoforo viene ricordato come un santo traghettatore, e molte delle sue appunto molte sue raffigurazioni appunto sono conservate nel territorio tra il Piave e Livenza, territorio appunto che sin dall'antico era interessato dal passaggio di importanti vie consolari, come appunto la via Postumia, che abbiamo anche citato prima, che collegava appunto Aquileia e Concordia con Oderzo, ma anche la via Claudia Augusta, che è un'altra strada, insomma, il cui tracciato non è ancora, insomma, è ancora fonte di discussioni, ma che sicuramente interessava l'alto, medio-alto bacino plavense. Ma dobbiamo ricordarci che anche i fiumi, con i loro affluenti, erano un importante sistema di transito per secoli, e un importante sistema di transito appunto per persone e per merci, ed è per questo che appunto le raffigurazioni di San Cristoforo si trovano spesso lungo i guadi fluviali. Vedremo per esempio quella che si trova presso i Santi Vittori Corona, quindi nel territorio di Feltre, che era appunto un importante snodo commerciale lungo il Piave. Quindi questo è un po' il legame che troviamo con l'acqua fondamentalmente. Le acque sono sempre state appunto vie di comunicazione importanti, pensiamo appunto agli zattieri che citeremo dopo per quanto riguarda San Nicola, e quindi spesso la sua raffigurazione compare proprio nei pressi di corsi d'acqua e di guadi. Dicevamo, spesso lo troviamo all'esterno degli edifici, come in questo caso. Ecco, l'iconografia di San Cristoforo è sempre un po' la stessa, quindi viene raffigurato come un gigante, con sulla spalla appunto il piccolo Cristo, appunto, e con in mano un bastone. Ecco, nel racconto di Jacopo da Varagine si dice appunto che Cristo avesse ordinato appunto a Reprobo di piantare il suo bastone, che sarebbe poi fiorito, no, come una palma. Ecco, e quindi spesso questo bastone proprio sembra quasi una palma fiorita, proprio perché si rifà direttamente all'iconografia, alla descrizione che fa Jacopo da Varagine. Quindi spesso la troviamo in esterno, come qui nella parrocchia di San Vito di Cadore, o anche qui a Vigo di Cadore, questa raffigurazione esterna che però è stata mutilata nella parte inferiore. Ecco, ci sono giunte parecchie immagini di San Cristoforo, non solo in questa zona ma anche in altre del nord Italia, ma c'è da dire anche questo, che soprattutto dopo il Concilio di Trento l'immagine, il culto di San Cristoforo verrà ritenuto una forma, come dire, di superstizione popolare. Ecco, quindi molte immagini verranno mutilate,
distrutte, coperte insomma con altre iconografie, quindi insomma spesso diventa difficile anche appunto indagare la presenza di questo santo, proprio perché molte di queste immagini sono andate distrutte nel corso del tempo, proprio per ragioni appunto legate ai dettami del Concilio di Trento. Però a volte le troviamo anche all'interno. Ecco, questo è un caso, siamo sempre nel Cadore, a Salagona, chiesa di Santa Margherita. Qui siamo all'interno della chiesa, sulla parete nord, e questa iconografia di San Cristoforo è molto interessante perché ritornano sempre i soliti attributi, quindi la statura gigantesca del santo, la palma, il Cristo, ma è interessante qui l'abito, perché questa tunica che lui indossa, insomma, presenta questa decorazione circolare con questi orbicoli, queste rote, ecco, che riproducono dei disegni che si ritrovavano a quel tempo sui tessuti serici che venivano dall'Oriente, dal Medio Oriente, di produzione araba e sassanide, iraniana. Tessuti che circolavano nell'entroterra veneto attraverso i fiumi, anche grazie alla mediazione veneziana, no? Quindi con i commerci che la Serenissima deteneva con l'Oriente. Quindi questi tessuti circolavano anche nell'entroterra veneto, e ritroviamo spesso questo tipo di raffigurazioni, e questa decorazione a rote la si trova spesso, insomma, indica anche una committenza elevata, prestigiosa, no? Questa chiesa probabilmente è anche legata ai Da Camino, molto verosimilmente. Anche qui siamo a Cesana, chiesa di San Bernardo, siamo sostanzialmente sulla riva sinistra del Piave rispetto ai Santi Vittore e Corona. Anche qui è un'iconografia molto interessante da tanti punti di vista. Intanto è molto interessante questo dettaglio molto vivido dei pesci, ecco, che rimandano un po' a quel mostruoso medievale, ecco, che si trova spesso anche nella scultura. Anche qui abbiamo un San Cristoforo nobile, in un certo senso, perché indossa una tunica, un mantello rosso, con il risvolto, cioè con l'interno in vaio, cioè in pelliccia di ermellino, che era appunto un tessuto, insomma, che indicava una nobiltà. Ecco, anche qui infatti la Cesana si tratta di una contea sul Piave, i conti di Cesana, insomma, controllavano il guado in quel punto. E qui appunto troviamo San Cristoforo all'interno della chiesa, come ad accogliere il visitatore quando entrava dentro l'edificio di culto. Questa chiesa ha subito tutta una serie di mutamenti strutturali nel corso del tempo, ma era in origine la prima immagine che vedeva lo spettatore o il fedele quando entrava, come appunto a rassicurarlo. E questo dettaglio dei pesci sicuramente doveva ricordare anche le acque del Piave che scorrono proprio dietro. Ecco, qua abbiamo uno dei due San Cristofori che troviamo nel santuario dei Santi Vittore e Corona, appunto questo santuario molto antico che sorge su una montagna a picco del Piave, dove c'era appunto il guado. Anche questa è un'iconografia abbastanza rovinata, però molto interessante, dove ritornano alcuni particolari, quindi il vaio e anche qui la decorazione a rote, che indicano sempre, insomma, una raffigurazione, come dire, prestigiosa di questo santo, come se fosse un nobile, un signore. Qui abbiamo anche un'iscrizione un po', insomma, lacunosa. Scendiamo verso il Medio Piave, siamo in un altro punto, in un altro guado, l'abbazia di Santa Bona. All'interno della chiesa, appunto, troviamo un frammento di un San Cristoforo, ecco. Si vede soltanto il busto, il volto, quindi insomma un'iconografia che è stata quasi del tutto cancellata, però ecco, questo conferma ancora una volta la presenza di questo santo in un luogo di passaggio sul fiume, no? Perché appunto anche l'abbazia di Santa Bona si trova proprio in un punto di passaggio, di transito sul Piave. Ecco, qui siamo qui vicino, San Pietro di Feletto.
questa iconografia, anche qui abbiamo questa iconografia si trova all'interno, ecco, sempre sulla parete nord della chiesa. È una iconografia della prima metà del XIII secolo, è mutila nella parte superiore, quindi non c'è la testa, sembra quasi una sorta di icona in un certo senso. Abbiamo anche qui torna interessante il dettaglio dei pesci, ecco. La pieve di San Pietro di Feletto si trova appunto in una zona di passaggio molto importante, quindi sicuramente interessata dal passaggio di viaggiatori, pellegrini e viandanti nel corso dei secoli. Quindi anche qui ritornano l'idea di come San Cristoforo come protettore dei viaggiatori. Questa iconografia è interessante perché al di là insomma del fatto che insomma ritornino alcuni elementi, ai lati abbiamo in basso due santi, da un lato San Floriano, che se non mi ricordo male è protettore contro le inondazioni, incendi, inondazioni, e Santa Chiara d'Assisi. Quindi questo potrebbe anche aiutarci a datare questa iconografia. Sopra queste due figure, ecco, che sono mutile pure queste, secondo un'interpretazione che avevo trovato, potrebbero essere due donne, due figure femminili che vengono citate nella leggenda aurea da Jacopo da Varagine, e cioè Nicea e Aquilina, che sarebbero le due prostitute che vennero messe, diciamo, nel carcere insieme a Cristoforo per, come dire, provare a tentarlo, ecco, con delle lusinghe. Poi in realtà Cristoforo non cede alle avance, diciamo, di queste due prostitute, anzi le converte, e furono martirizzate pure loro. Quindi insomma molto probabilmente potrebbero essere appunto loro due. E qua arriviamo alla foce. Ecco, purtroppo questo lavoro, come ho detto, deve scontrarsi con un dato, e cioè che molti edifici, soprattutto nella zona del Basso Piave, sono stati distrutti nel corso soprattutto della Prima Guerra Mondiale, o rifatti, quindi insomma molte iconografie sono scomparse, però arrivando verso la foce dell'Ivenza, qui siamo a Caorle, nel Duomo di Santo Stefano, e abbiamo all'interno, nella controfacciata, questo gigantesco San Cristoforo con il bambino. Ecco. L'altro santo, appunto il cui legame con l'acqua è evidente, è San Nicola da Mira. Anche qui bisogna appunto sempre partire dalla leggenda aurea, quindi questo testo che ci dà una serie di informazioni molto, molto interessanti sulla vita, sui miracoli di questo santo. Allora, cosa ci dice Jacopo da Varagine? Che appunto Nicola proveniva da una ricca famiglia cristiana, quindi Nicola sin dalla sua giovinezza si era distinto per la sua rettitudine, la sua adesione ai principi evangelici. Molto celebre è l'episodio secondo cui Nicola, che viene raccontato dalla leggenda aurea, secondo cui Nicola avrebbe donato gran parte delle sue ricchezze personali ad un povero padre di famiglia che, non potendo appunto dare alle proprie figlie una degna notte per maritarle, era costretto insomma a prostituirle. Quindi quando Nicola venne a sapere questo, decise di donare, no? C'è l'episodio delle famose 3 palle d'oro che viene spesso rappresentato, quindi decide di donare nottetempo a questo padre del denaro parte dei suoi beni, così che per consentire di sposare le sue figlie. E da questo episodio, secondo tutta una tradizione molto leggendaria, nasce proprio la leggenda per cui San Nicola, il 6 dicembre, giorno del suo giorno intitolato, insomma, San Nicola appunto porta, ecco, i doni ai bambini, perché poi c'è Santa Claus e tutta una storia appunto che esula poi da questo percorso. Allora, qual è il legame di San Nicola con l'acqua, che viene in qualche modo ricordato anche da Jacopo da Varagine? Allora, Jacopo da Varagine ci dice appunto che Nicola, proprio per la sua irreprensibile fama, fu nominato vescovo della diocesi di Mira, siamo appunto nell'attuale Turchia, Anatolia,
diocesi che resse fino alla sua morte nel 343. Ecco, e cosa ci racconta Jacopo da Varagine? Ci racconta che Nicola è protagonista di alcuni salvataggi, diciamo, in mare. Ecco, cosa ci dice? Un giorno alcuni marinai si trovarono in pericolo di vita. Piangendo pregarono: «O Nicola, servo di Dio, se è vero ciò che si dice di te, daccene una prova». E cominciò ad aiutarlo alle antenne, alle vele della nave, e ben presto la tempesta cessò. Riuscirono poi quei marinai ad arrivare alla chiesa di Nicola, là ringraziarono Dio e il santo di averli salvati, no? Quindi si racconta appunto che un gruppo di marinai in difficoltà invocarono Nicola, che all'epoca era vivo, ancora vescovo di Mira. La tempesta appunto miracolosamente cessò, i marinai raggiunsero appunto senza alcun aiuto, dice Jacopo da Varagine, la città di Mira, dove si recarono appunto a ringraziare il santo, il quale disse in realtà che dovevano ringraziare Dio per averli salvati. E all'acqua è legato un altro miracolo compiuto post mortem, in questo caso da Nicola, secondo cui appunto racconta sempre Jacopo da Varagine, un bambino si stava recando in pellegrinaggio alla tomba del santo a Mira insieme al padre. Questo bambino durante il viaggio in mare cadde in acqua e non venne più, insomma, e il padre appunto disperato non riusciva più a trovarlo. Comunque il padre prosegue il suo viaggio verso Mira, dove aveva per recarsi appunto alla tomba del santo con una coppa, con una serie di doni. Giunto presso appunto la tomba del santo, miracolosamente questo bambino ricompare, sano e salvo. Quindi questo bambino poi appunto racconta davanti a tutti che non appena era caduto in acqua, San Nicola lo aveva appunto salvato, quindi un miracolo post mortem compiuto dal santo legato appunto al salvataggio in mare, in acqua. Ecco, quindi capiamo dal racconto di Jacopo da Varagine che appunto il culto di Nicola è strettamente legato con l'acqua, con i rischi che si corrono navigando per mare ma anche per fiume. Ecco. E il culto di Nicola ebbe una grandissima fama, appunto, grandissima diffusione nel Veneto, terra appunto ricca di acque e che si affaccia sul mare Adriatico, mare da sempre, insomma, territorio di scambi commerciali. Ma il culto di Nicola diventa molto importante nel Veneto, soprattutto attorno al 1099, quando, non si sa come, alcuni mercanti veneziani si recarono a Mira, appunto in Anatolia, rubarono parte delle reliquie del santo e le portarono appunto in madrepatria. E tuttora queste reliquie riposano, diciamo, nel santuario di San Nicolò a Lido, ecco, che è uno dei più importanti luoghi di culto dedicati a questo santo. Le restanti parti delle reliquie invece si trovano a Bari, nella Basilica di San Nicola, appunto a Bari, come Venezia, altra città sul mare, molto legata al culto di questo santo, no? Quindi il culto di Nicola diventa molto importante quando parte delle sue reliquie arrivano qua. E quindi troviamo appunto lungo il corso del Piave e il Livenza numerosi oratori e chiese appunto intitolati al santo. Abbiamo detto che il Piave e Livenza, come i suoi affluenti, sono stati per molti secoli arterie di comunicazione appunto tra l'entroterra e il mare, e il suo culto in particolar modo era molto diffuso appunto tra gli zattieri, cioè i mercanti mercanti e anche proprio naviganti che si occupavano della fluidazione del legname appunto dalle montagne verso Venezia, dove veniva utilizzato, impiegato per l'edilizia pubblica e appunto per la cantieristica navale. Il lavoro, insomma, degli zattieri era un lavoro molto pericoloso, spesso erano soggetti a incidenti anche mortali, e questo è testimoniato anche da molti ex voto. Qui ce n'è uno che ho trovato dove c'è proprio anche sembra insomma una sorta di San Nicola con la Vergine Maria. Quindi
il culto di San Nicola diventa molto diffuso appunto tra gli zattieri, ecco, e diventa il patrono degli zattieri, tant'è che nel 1462 gli zattieri bellunesi appunto chiesero e ottennero dal Consiglio cittadino la possibilità di riunirsi in una fraglia, cioè in una corporazione, in un'arte potremmo dire, dotata di un proprio statutum che viene poi confermato nel 1492 da Venezia, e questa fraglia, questa associazione è intitolata non a caso proprio a San Nicola, come c'è scritto qui sotto. Quindi appunto questo ci fa capire come il legame tra gli zattieri e il santo era molto forte, come questo santo sia proprio legato all'acqua e ai viaggi sull'acqua, che sia mare ma anche appunto fiume. E questa appunto è la chiesa di San Nicolò di Borgo Piave a Belluno, dove appunto gli zattieri appunto avevano stabilito come ritrovo della confraternita. Ecco, diciamo che poi appunto io anche qui ho indagato la presenza, insomma, ho individuato quelli che sono un po' i più importanti luoghi di culto dedicati a questo santo. Anche qui ci si scontra un po' sempre con il solito problema, nel senso che spesso questi edifici sono stati rifatti molte volte, quindi quello che noi vediamo oggi è magari un edificio anche molto molto recente, diciamo così. Partendo dal nord abbiamo appunto San Nicolò Comelico, tra l'altro qui abbiamo anche all'esterno una raffigurazione del santo, vestito proprio come un vescovo, e con in mano le 3 palle d'oro che alludono, che è proprio una sorta di suo attributo, che si rifanno proprio a quella storia secondo cui lui avrebbe donato le sue ricchezze a questo padre di famiglia indigente per far sposare le sue figlie. Siamo qua sempre nel Bellunese, Villa di Villa, Mel, anche qui chiesa dedicata a San Nicola. Poi scendiamo, qua siamo a Lutrano, appunto vicino al Monticano. Motta di Livenza, appunto, quindi siamo appunto vicino ai fiumi. E Sacile, ecco, quindi il Duomo di Sacile che sorge proprio sull'isola fluviale dove c'è il Livenza. Queste sono quelle, diciamo, più significative che ho voluto riportare, qui ce ne sono anche altre. E quindi questo, per concludere, insomma, questa indagine, appunto, in questo lavoro ho voluto partire anche un po' da quello che ho fatto nella tesi, proprio per capire la diffusione di questi, che legame ci fosse, diciamo, tra l'acqua e questi due santi, appunto, e dove troviamo appunto il loro culto in questo territorio. Ecco, io con questo ho finito, spero sia stato interessante, grazie. Ringraziamo il dottor Bernardi e invito il dottor Vedana e la dottoressa Mambrini. Il dottor Mauro Vedana, laureato in architettura con una tesi in restauro. Per lavoro o per studio si è occupato dei castelli di Zumelle, Cor di Castion, Sant'Anna di Pedecastello, San Giorgio di Soccer, Covolo di Valsugana, San Pietro in Tuba, Andraz, Sospirolo, Castelvin, La Gardona e Torione Angolare e Mura di Belluno. La dottoressa Fiorenza Mambrini, laureata in pedagogia presso l'Università di Trieste, con una tesi in filosofia della storia. È docente di lettere in una scuola superiore e si occupa da alcuni anni di storia locale bellunese. I dottori ci parleranno di Capo di Ponte sul Piave. Allora, Capo di Ponte è l'antico nome della località di Ponte nelle Alpi, sempre stata una località strategica come via di passaggio dell'antica strada regia di Alemagna che collegava Venezia ad Augusta per collegare quindi i territori della pianura verso i territori di montagna e anche oltre le Alpi. Era un passaggio obbligato sia per la via di terra che per le vie di fluitazione lungo il corso del Piave che scendeva dal Cadore e arrivava a Venezia. Importante perché trasportava, in questo punto le zattere passavano trasportando prodotti locali e confluivano anche i legnami che scendevano dalla terra del Cansiglio, in particolare erano i faggi richiesti per la Serenissima.
Il passaggio era obbligato, però comportava dei grossi problemi che nel corso della storia sono stati affrontati in modo diverso. Le sponde del fiume in questo luogo sono molto alte e distanti 40 metri, quindi questo ha stimolato la progettazione di tante soluzioni, perché il collegamento era comunque irrinunciabile. Il fiume, inoltre, avendo una portata d'acqua ingente, viene spesso definito come rapace per la sua violenza, e anche i danni che poi causava comportavano ulteriori interventi per la sua manutenzione. Nei documenti si riporta come prima traccia un documento del 1181 che riporta la località nominandola riferita al ponte di Polpetta, che era la località di insediamento più antico, più a nord. Viene nominato poi pochi anni dopo nella bolla di Papa Lucio III come assegnazione di territorio il diritto del vescovo di Belluno per incassare il pedaggio che c'era su questo ponte. Era di proprietà della città di Belluno insieme ad altri due ponti fondamentali, come l'altro sul Piave che era sotto la città e quello sul Cordevole delle Tappole. Quindi i documenti purtroppo sono frammentari, molte relazioni sono andate perse, però ci sono diversi documenti e testimonianze di viaggi, di viaggiatori che per vari motivi transitavano lungo questa strada. Il percorso era molto disagiato. Torno indietro un attimo. Sì. Esposto alle intemperie del clima rigido invernale, esposto alle frane e frequentato comunque nonostante tutto, soprattutto dopo il 1000, per la ripresa dei commerci, passaggio di pellegrini, di mercanti e di funzionari che erano incaricati di effettuare dei sopralluoghi periodicamente. C'erano anche 3 fortificazioni nella zona. Su Monte Frusseda, sopra Polpette, Frusseda è il nome che anche denomina l'antico territorio del comune attuale di Ponte nelle Alpi, era l'antica Pieve, era il centro più antico. Poi troviamo in direzione di Cadola, presso Soccheri, il castello di San Giorgio e il castello di Casamatta nella parte del lago di Santa Croce verso Treviso. C'è il documento che riporta un po' i disagi del viaggio del frate Felix Faber, che rientra dalla Terra Santa nel 1484 e che descrive così il suo viaggio. Verso l'imbrunire ci troviamo a cavalcare in pendio sul fianco del monte, in profondità scorreva il fiume Piave, uscendo con sforzo e grande strepito per strettezza di rocce. Quando giungemmo alle parti più strette della valle, arrivammo al ponte che è proteso da un lato dei monti all'altro. Sotto, in un letto profondo, scrosciava il fiume Piave, il cui aspetto induceva spavento. Era comunque un passaggio irrinunciabile e comportava anche dei guadagni, quindi qua vediamo le immagini di un documento del 1591 che riferisce un po' le tariffe previste per i dazi della Muda Grande di Caudeponte, Capo di Ponte. È inedito questo, conservato in Biblioteca Civica di Belluno, però ripropone un po' le proporzioni delle tariffe che erano state già stilate per il documento del 1394 per gli statuti di Belluno, e in particolare veniva definito nel Settecento ancora da Francesco Alpago: le mude erano il patrimonio della città, quindi questo in particolare era un punto di transito fondamentale che garantiva delle entrate in un territorio che era povero di risorse, quindi al di là di momenti di sospensione temporanea o limitazione dei traffici legate alle epidemie, comunque c'era un'entrata quasi costante. Anche in periodo di dominazione veneziana i rettori si preoccupavano di registrare il pagamento dei dazi, e in particolare c'era la muda, il pagamento dei dazi sui tessuti e sul vino per tele aliene, che andava direttamente al doge. E è interessante notare anche la grande quantità di merci che transitavano. Alcune avevano anche un dazio agevolato, come passaggio di mandorle, comino, sapone, cuoio, pellame, lume di rocca, vetriolo, riso, olio, miele, liquerizia, piombo, stagno, rame, la resina. C'erano anche delle agevolazioni per alcuni passaggi fra il Bellunese e la zona di Ceneda a Treviso, dove molti bellunesi avevano delle proprietà terriere perché il clima più favorevole poteva garantire migliori raccolti, e poi anche per il transito di merci che erano dirette a Serravalle. E oltre ad essere una fonte di reddito, però,
costituiva una costante preoccupazione, sia dal punto di vista delle spese, sia proprio per la paura dei danni che potevano essere causati per la forza del Piave. Qui vediamo l'immagine del rettore Marco Giustinian, che governa Belluno nei primi anni del 1600. Questo è tratto da un quadro del Frisimelica che è esposto nella chiesa di Santo Stefano di Belluno. Lui era il committente e lui si trova a discutere spesso nel Consiglio dei Nobili proprio per ripristinare il ponte che precedentemente finalmente era stato realizzato in pietra, però era durato proprio un paio d'anni, poi era crollato quasi misteriosamente, inspiegabilmente. Nel 1605 viene deciso di ricostruirlo, però ancora una volta di legno, quindi le spalle di pietra e il ponte di legno. E questo è il documento, l'unico che rimane, documento materiale storico nella zona del ponte, che è un bellissimo leone in moleca che è a livello quasi dell'acqua, quindi è difficilmente visibile dal ponte, che è molto alto, e anche difficilmente fotografabile. Poi fortunatamente si è salvato perché è stato ripulito dalla vegetazione per interventi recenti di ristrutturazione, e poi ci sono infiltrazioni di l'acqua che scorrono lateralmente in pietra bianca. La prima foto frontale di questo documento è questa. E Marco Giustinian aveva completato quest'opera, quindi c'è il frammento dell'iscrizione che porta soltanto il suo nome e l'anno 1605. Di fianco vediamo lo stemma della famiglia Giustinian e lo stemma della città di Belluno. E anche qua negli anni successivi resterà di legno, si deciderà proprio per la spesa che doveva essere limitata in anni penuriosi, come vengono definiti. Nel corso del Seicento ci sono poi diverse iniziative per il mantenimento di questo ponte, perché ricostruirlo da capo implicava una notevole spesa che spesso non era sopportabile dalla città di Belluno, quindi si decide poi di inviare dei consoli che regolarmente controllassero all'inizio del loro mandato lo stato del ponte, per dichiarare poi gli interventi e calcolare e preventivare le spese necessarie per evitare che crollasse completamente. Nel 1784 c'è un disegno relativo a questo ponte, un disegno che è un progetto di richiesta per creare una roggia, deviare il corso del Piave, creare una roggia per alimentare un mulino. Questo progetto è stato in attesa 3 anni per timore dei mercanti del legname, perché avevano paura che fosse diminuita troppo la quantità di acqua, che non fosse più garantita la fluidazione sul Piave. Quindi dopo 3 anni fu approvato. È interessante notare il disegno dettagliato del ponte coperto, che riuscirà a resistere quasi 100 anni proprio per questi interventi costanti, per questa sua copertura. E poi dovrà affrontare gli eventi successivi della storia, quindi l'occupazione francese, gli eventi del Risorgimento, fino ad arrivare al 1867, dopo l'annessione del territorio all'Italia, in cui si riconosce il nome del comune di Ponte nelle Alpi, e nello stemma figurano i simboli di questo territorio, quindi i 3 castelli nominati prima e il ponte come posizione centrale. E successivamente c'è il periodo della Belle Époque, quindi questo ponte si affaccia anche all'apparente benessere e serenità dell'epoca. Viene costruito un ponte di ferro e c'è la testimonianza dei viaggiatori che transitano in questa zona, quindi rispetto alle difficoltà, alle paure del passato appaiono delle testimonianze più di viaggiatori, sognatori anche, che cercano di ripercorrere la strada del Tiziano verso il Cadore. Amelia Edwards in particolare viaggia nel 1872, quando il ponte nuovo è appena costruito, questo di ferro. Riportano questi viaggiatori molti dettagli oggettivi che servono anche per la pubblicazione delle prime guide turistiche nel bellunese, e anche impressioni personali, quindi incantati dalla forza della natura spesso. Lei è anche poi stupita dal fatto che non si trovasse il pane bianco, per esempio, nelle locande dove riceveva ospitalità. Però comunque tutti interessati a ripercorrere e a tornare indietro nel tempo. E ci sono sempre in questo periodo i viaggiatori che invece salgono anche in zattera, quindi a differenza dei primi zattieri che rischiavano la vita per potersi guadagnare qualcosa, questi lo fanno con uno spirito avventuroso rinnovato, quindi come Napoleone Cozzi per esempio, che ripercorre il viaggio in zattera verso Belluno, oppure anche gli ospiti dello stabilimento idroterapico della Vena d'Oro, che in occasione di alcune gite facevano il percorso in zattera dal Ponte nelle Alpi fino alla zona di Mel.
Nel 1881 c'è il passaggio della regina Margherita che transita sul ponte in occasione delle prime vacanze che trascorre a Perarolo di Cadore e viene acclamata dalla folla, e negli stessi anni, primi del Novecento, viene costruito anche un singolare edificio che è il Castello Bortoluzzi, inizialmente molto più piccolo, poi ampliato progressivamente fino a questa serie di mura merlate che scendono lungo il corso del Piave. E successivamente quindi la Belle Époque finisce e quindi questo ponte assiste invece e subisce gli eventi della Prima Guerra Mondiale. Qui vediamo una passerella costruita dagli austriaci dopo la distruzione del ponte, quindi era stato distrutto in modo alterno per allontanare i nemici, e gli austriaci ricostruiscono il ponte e anche una passerella pedonale fino ad arrivare al ponte attuale, che è quello del 1921 in cemento armato. Quindi riassume un po' nella sua storia il ponte questo rapporto con duplice aspetto, no? Fra l'uomo e l'acqua, quindi l'acqua come fonte di risorsa irrinunciabile e l'acqua come pericolo da gestire, che però al di là delle difficoltà ha stimolato proprio tante idee innovative per l'uso di materiali, progetti che si sono alternati nel corso del tempo. Non credo che sia acceso quello. Sì. Ecco, quindi vediamo questo ponte e ci accorgiamo subito dell'entità del problema: 40 metri di larghezza, 23-22 dell'altezza dal piano stradale fino al corso d'acqua, cosa che ci ricorda come fin dall'antichità i costruttori avevano questi problemi simili, certamente, però erano obbligati a superare i fiumi o a guado o a livello dell'acqua con delle barche, dei traghetti. Questo punto sia a valle che a monte, come abbiamo visto prima, c'era una passerella sul Piave, aveva delle cosiddette navi, dei traghetti che vengono ripristinati a volte quando cadono i ponti. Questi ponti a volte durano molto, ma a volte durano molto poco, anche 5-6 anni per eventi bellici. Quindi si stava pronti con una barca che veniva ancorata sulle due sponde a traghettare eventualmente i passeggeri, i passanti, perché, come abbiamo sentito, i transiti erano importanti, erano lunghi, erano quelli che Venezia dice che privilegia per le strade del nord, anche in un contrasto con Feltre. Venezia dice che questa è la via principale di Venezia per il nord, Venezia Augusta. E arriviamo comunque, difficile ragionare nell'antichità, i romani certo facevano dei ponti ad arco, facevano dei grandi ponti, ma avevano una costante, avevano un appoggio, sempre più appoggi nell'alveo. In questo caso non riusciamo, ponte nelle Alpi, se vogliamo fare un ponte che abbia senso, non riusciamo ad avere appoggi in alveo. Arriviamo a studiare un personaggio che in Italia non è molto conosciuto, è questo Villard de Honnecourt, architetto francese, è 200 anni prima di Leonardo da Vinci, ma diciamo che è praticamente un Leonardo da Vinci francese, perché costruttore, lui disegna tutta una serie di elementi costruttivi particolari, di fabbricati, e anche un ponte particolare che viene poi per la prima volta disegnato in modo molto sensato e comprensibile, e che sarà la base di tutta una serie di ponti dei secoli successivi. Ecco, vediamo che il ponte è quello sopra, il ponte che lui ha disegnato è questo. Abbiamo due pannelli, chiamiamoli così, triangolari, che sono rinforzati all'interno, che sono ancorati ai lati e che sporgono verso il centro del fiume. Quindi due pannelli indipendenti che possono essere costruiti
in tempi diversi, riparati in tempi diversi, fatti saltare, bruciati, interrotto il traffico in tempi diversi, e che hanno al centro una discontinuità che era anche eseguita per ragioni di sicurezza, un pannello centrale che poteva essere tolto perché in questo modo si poteva garantire l'interruzione del ponte, se c'erano dei nemici, se c'erano delle particolari esigenze di peste e di altro. Ecco, questo architetto che viene studiato dai francesi fino a Viollet-le-Duc, eccetera, fino quindi a edifici del gotico fiorito, e diventa importante perché in questi secoli nelle Alpi c'era una grande possibilità di comunicazioni e di trasmettere le esperienze che venivano sia dalle crociate ma anche da studi locali, francesi o tedeschi. Ecco, e questo ponte, lo troviamo in alcune parti molto, per la verità ne troviamo molto pochi perché il legno si degrada fortemente, ma ne troviamo alcuni elementi in Svizzera, alcuni elementi in Germania. Ci interessa particolarmente, ci interessa perché noi abbiamo degli esempi nel Bellunese di ponti di questo tipo e quindi, visto che vengono a interessare vallate e transiti con sponde distanti, in questo caso 38-39 metri, il ponte alto sul Cordevole, ecco, è fatto su questo schema, ricordiamo lo schema del 1200, che è talmente ben fatto e sensato che viene riprodotto e riproposto fino ai limiti dell'800. E cosa possiamo considerare? Beh, il ponte è coperto a questo punto. Il ponte in origine, il ponte che aveva progettato questo architetto, aveva comunque a destra e a sinistra delle grandi portoni per chiudere comunque il ponte, che era luogo di muda, luogo di pagamenti di passaggi e di controllo. E quello che noi possiamo apprezzare in queste due stampe è che questo Martens, intanto Londra, uno di questi, lo stampa superiore è a Londra, quella inferiore è a Parigi, cioè i bellunesi proprio del ponte, manco niente interessava per niente. Sono questi inglesi che sono stati nominati prima, che si ritengono degli esploratori, dopo aver esplorato l'Egitto, eccetera, eccetera, si interessano e si appassionano anche alle Alpi con questa popolazione strana che c'era, queste costruzioni diverse da quelle del centro Europa e da quelle del sud Europa e dell'Africa, ovviamente. Un'altra cosa che notiamo in queste due stampe è come nel giro di 20 anni si sia deteriorato questo ponte. Beh, noi questi elementi, queste cose che vediamo, questi rettangoli, sono dei tavoloni che servono per proteggere il Piave, proteggere il fiume, e che possono essere, quindi, se mantenuti in un certo modo, possono garantire la funzionalità del ponte per lungo tempo. Sono delle scandole lunghe, ecco, per dirla con un altro termine, e che però, se il ponte viene lasciato così incustodito, perdono coerenza, perdono consistenza e il ponte viene degradato facilmente. Ad ogni modo resta un ponte vicino al nostro, dove operavano maestranze dello stesso tipo, gente, Zoldani, maestri d'Ascia che erano conosciuti fino a Venezia, fino agli Squeri, e che non abbiamo motivo per pensare che questa soluzione, viste le misure tipiche che corrispondono anche a quelle di Ponte nelle Alpi e di Capo di Ponte, non sia stato utilizzato in qualche periodo, molte volte, anzi direi, anche a Capo di Ponte. Poi un'altra cosa che ci riguarda
sono gli studi successivamente portati avanti nel Rinascimento, in cui tutto diventa scienza, diventa osservazione, eccetera. Il Palladio si mette a disegnare dei ponti molto interessanti, tra cui ho rappresentato anche questo, che è il ponte sul Cismon, 35 metri, siamo quasi a livello del nostro ponte, ma c'è un grosso problema, il problema che durante la costruzione, come si vede nella figura in alto, occorre mettere in acqua dei puntoni di appoggio per poter sistemare questo ponte, che viene anche costruito smontabile, diciamo così, smontato, e che poi può essere costruito e in qualche modo messo in opera, ma c'è questa cosa particolare: deve avere degli appoggi in alveo. Siamo quindi, nonostante siamo nel 1500, ancora legati a una serie di soluzioni che non funzionano nelle Alpi, perché tra l'altro i ponti che vengono celebrati e che riempiono i libri di architettura sono dei ponti monumentali, sono dei ponti ad arco, sono dei ponti dove si guarda spesso l'aspetto celebrativo, ma ponti che hanno una struttura adatta alle nostre esigenze, alle esigenze delle Alpi, non ci sono e non sono costruiti nelle pianure. Ecco, ce li teniamo noi nelle Alpi, quindi fatti in un altro modo. Sappiamo che il Palladio lavorerà a Belluno, tenterà di risolvere anche a Belluno il problema del ponte famoso che collega la destra e la sinistra Piave, ma anche lì lui metterà dei piloni in alveo. Lì è più basso, il ponte è certamente più basso, non è di 22 metri come a Ponte delle Alpi, però non riesce a farlo in pietra. Non riesce a farlo in pietra a Belluno, anzi tenta, ma gli cade una parte che aveva già progettato e che aveva già iniziato a fare. La cosa principale che noi notiamo nelle relazioni del Palladio, che sono riportate nei testi del Consiglio dei Nobili di Belluno, sono l'estrema cura che ha nel descrivere gli appoggi nell'alveo, i piloni praticamente, che sono la cosa che lui ripete poi a Bassano e che hanno fatto diventare Bassano, che pure ha degli appoggi in alveo, che hanno fatto diventare il ponte di Bassano particolarmente importante. Lui riesce in qualche modo a reggere così l'andamento delle acque, a far sì che queste non prevalgano, studiando come mettere sotto acqua con leganti particolari, collegando le pietre con dei perni metallici, riesce a costruire delle opere che durano molti anni. Poi cadrà anche il ponte di Bassano, verrà rifatto, ma diciamo che il Palladio è un elemento, uno dei personaggi fondamentali per lo studio dei ponti, così come Leonardo da Vinci lo è per lo studio dei triangoli, che sono sempre collegati, come vedete qua le capriate sono sempre collegate ai triangoli e vengono riportate più avanti. Ci sono ancora molti ponti ferroviari che assomigliano e che hanno la capriata metallica, che è sempre il triangolo di base studiato da Leonardo. Ecco, ma a Ponte delle Alpi si vuole insistere, si vuole un ponte di pietra, famoso ponte di Capo di Ponte, appoggiato sopra l'una e l'altra ripa altissima, senza aver sostegni nell'alveo dell'acqua, d'un sol arco e con pietre vive fabbricato. Ecco, questo ponte, che dura 2 anni e mezzo, viene costruito intorno al 1600-1603, però improvvisamente cade e non abbiamo, come per tutte le cose fallite, anche per quelle fallite del Palladio, non abbiamo documenti, li nascondono. Quando una cosa viene male non si dice, si dice quando è bella, dura, diventa, che ne so, il simbolo di un territorio, di una città. Allora si comincia a pubblicarla, ma per esempio nei 4 libri dell'architettura non si fa nessun riferimento
a un ponte di questo tipo. Ci sono alcuni riferimenti però dei maestri muratori che tentano e propongono al Consiglio dei Nobili di Belluno di ricostruirlo in pietra. Ma il loro modo di esprimersi è talmente poco, così diremo noi, corretto, non so, un italiano talmente particolare, mentre quello del Palladio si legge benissimo come relazione, ma quello di questi capimastri non si legge e si riduce a decidere se scegliere una pietra o l'altra e a come metterle, se fare in un solo momento l'arco o in due momenti, e come andare a costruire le centine, se rafforzarle con dei tiranti di ferro, eccetera. L'unica cosa che mi pare di capire è che le spalle del ponte vengono ampiamente portate verso il centro del fiume. Forse questo è uno dei motivi per cui è crollato, perché l'acqua deve avere marginalmente durante le piene aver lavorato su queste due spalle. Nella spalla che c'è verso la chiesetta che vedete di Santa Caterina sembra di capire, viene nominato un pilone che io ritengo non possa essere altro che qualcosa del genere, se ho capito bene. Però ripeto, questa è un'ipotesi che faccio io, che viene fatta per la prima volta, e ci saranno quelli che poi troveranno il documento originale, che ne abbiamo qua personaggi molto bravi. Senz'altro nell'Archivio di Stato di Venezia troveranno qualche documento serio. Ecco, arriviamo poi, certo che il ponte non viene più fabbricato in pietra, ci sono controversie, ci sono 2 o 3 anni di dibattito, viene ricostruito in legno, e l'unico ponte del quale cominciamo ad avere delle descrizioni molto sensate è questo ponte costruito tra il 1817 e il 1827. Era stato bruciato il ponte precedente, era stato bruciato ai tempi delle guerre napoleoniche durante una ritirata, e tutti si erano, come si può dire, addolorati per questo ponte, perché era stato fatto bene. Dopo il crollo del ponte in pietra, il ponte in legno era stato fatto bene, cercando di mantenerlo coperto. Come abbiamo visto prima, c'erano dei delegati che lo dovevano controllare periodicamente, in modo tale che fossero sostituite le parti deteriorate. Ecco, in questo modo si era arrivati ai limiti del 1800 con un ponte in pietra di lunghissima vita, diciamo così. Ecco. Questo però viene sostituito. Cominciamo ad avere altre esigenze. Nel 1817 si comincia a parlare del collegamento con le zone centrali dell'Austria, mettendo in evidenza che abbiamo solo 75 ore di viaggio, mentre verso Verona, nella Valle dell'Adige, ne abbiamo 100. Quindi questo ponte va rifatto bene, e viene fatto in modo molto serio. Qua ritornano le capriate triangolari, molto belle, molto sensate, calcolabili dal punto di vista geometrico e ingegneristico. Ecco, e pertanto questo è un ponte da considerare molto interessante. Per rafforzare ancora, per dare maggiore interesse, peso, capacità di sopportare cariche a questo ponte, viene inserita una struttura superiore, e che addirittura noi vediamo un allineamento di queste crociere, ma ce n'erano 6 affiancate, collegate tra loro con dei travi e dei reticoli superiori, e sopra ancora c'era la carreggiata. Cioè noi in questi ponti che abbiamo visto finora abbiamo la carreggiata superiore. Ecco, questo ci comporta anche un'altra cosa. Quando si parla di carreggiate inferiori e di vari livelli stradali, certo che i livelli inferiori dovevano essere percorribili e avevano una pavimentazione, ma soprattutto per poter lavorare e aggiustare, sostituire elementi deteriorati ai piani superiori. La carreggiata è superiore in questi casi qua. Quindi i 7, 8, quando si dicono 8 metri sotto, sì certo, 3 metri va bene, 4 metri va bene, 8 metri non va più bene.
Nel 1850 abbiamo un nuovo ponte molto bello non tanto per la fattura, che senz'altro è sovrabbondante di elementi metallici, tanto che non è neanche calcolabile un ponte di questo tipo, a fatica è calcolabile. Ecco, ma soprattutto è un ponte austriaco, ma soprattutto è il ponte simbolo che è stato messo nell'ingresso della facoltà di ingegneria dell'Università di Padova nella sezione che studia i ponti. Cioè solo questo ponte, è il ponte di Capodiponte. È stato costruito questo modello da un signore di Longarone, non è mai stato pubblicato, l'abbiamo trovato, fotografato e abbiamo avuto l'appoggio del capo dipartimento della facoltà di ingegneria. Ponte che però viene bruciato e il successivo, perché ne manca uno quasi, 66, e il 66 arrivano gli italiani, no? Quindi viene bruciato perché c'era il problema degli italiani, i quali costruiscono il ponte successivo in ferro, ancora pieno di reticoli. Questi ponti non si fanno più, non sono attualmente considerati interessanti, devono essere testati per vedere gli abbassamenti, perché il calcolo diventa complicato con tutti questi quadretti che non sono incernierati, sono fatti in un altro modo. Abbiamo però le testimonianze dei fotografi. Finalmente arrivano i fotografi a vedere le cose strane delle montagne. Quindi fotografano le montagne, fotografano i ponti e le strutture, perché avevano bisogno di non fotografare cose in movimento, le macchine fotografiche non permettevano grandi cose, però il ponte interessa. Eccolo qua, il ponte di Ponte nelle Alpi. E poi arrivano, nel 1916, arrivano gli austriaci, fanno il loro grande ponte in ferro, che è stato fatto saltare poi nella ritirata del 1918, e dobbiamo dire che è un ponte molto bello, molto ben fatto, molto sensato, estremamente logico da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista geometrico e ingegneristico, ecco, cosa che non era stata fatta per i due ponti precedenti. Abbiamo le fotografie di questo ponte che viene così riprodotto in moltissime cartoline, perché ormai il fotografo era diventato una figura molto facile da trovare. Ci sono moltissime fotografie di questo ponte austriaco che purtroppo a un certo punto verrà demolito e fatto saltare comunque. Ecco, poi vediamo, fatto saltare dagli italiani, ma vediamo una cosa particolare a questo punto, che ci ricorda questa cosa che interessa molto anche Giovanni, dei piani stradali superiori e inferiori. Vediamo cioè che sul modello che c'è a Padova c'è questa apertura, e demolendo il ponte austriaco, questa apertura ritorna sulla testata verso Santa Caterina, diciamo così. Quindi noi possiamo capire che il traffico era superiore, che il ponte finisce qui, non finisce qui, che il ponte austriaco del 1850 insisteva su questa parte di spalla, diciamo così. Quindi la salita 3-4 metri da qui al piano, per poi raccordarsi con la salita verso Santa Caterina, certo che c'era un dislivello, non erano però 10 metri, anche se certamente c'era un transito nella parte inferiore per poter aggiustare e lavorare sul ponte e anche in fase di costruzione. Quindi questa foto datata 1919, nel momento cioè che si comincia a parlare del nuovo ponte definitivo in cemento armato, ci lascia anche capire, magari se troviamo un ingrandimento vedremo meglio quali e quanti erano i piani che venivano utilizzati per i ponti precedenti. Certo che
rimanendo 3 metri più bassi, avevamo delle sponde più solide, avevamo la roccia a portata di mano, cosa che non abbiamo nella parte alta. Quindi conveniva rimanere quei 3 metri più bassi e avere una maggiore salita poi dopo verso la chiesa di Santa Caterina, che dava comunque sì, qualche problema ai viandanti, ecco. Ma non ne parla nessuno in modo così sgradevole, o la regina che non può manovrare con la carrozza, eccetera, eccetera. Sembra normale a tutti quanti. Ad ogni modo arriviamo al ponte moderno, arriviamo alla Centina del 1920, progettata dall'ingegner Miozzi, che è quello che ha costruito il ponte di Belluno, che ne ha costruito molti altri in Veneto. E anche qua nella relazione lui nota che non può fare molti appoggi giù, ne farà uno, ma lo terrà un inverno, un appoggio solo centrale, tutto un inverno. È stato fortunato perché gli è rimasto in piedi e ha potuto nell'anno successivo gettare l'arco del ponte in cemento armato, e così il ponte è diventato quello che noi conosciamo adesso, il ponte definitivo in cemento armato del 1921, che ancora esiste. Cosa devo dire? Fine? Grazie. Ringraziamo i due dottori e invito il dottor Posocco. Il dottor Franco Posocco ci parlerà dell'acqua come sentimento, Jacopo Tintoretto e la terraferma veneta. Il dottor Franco Posocco, architetto, socio dell'Istituto Nazionale di Urbanistica e dell'Accademia Galileiana Patavina, incaricato di pianificazione territoriale all'Università di Padova, guardian grando della Scuola Grande di San Rocco a Venezia. Grazie. Ma comincio con un vivo complimento alla Presidenza del Circolo per aver scelto una giornata così acquosa per svolgere questo convegno. Mi pare che meglio di così non si poteva andare. Questo è il sentimento che ho provato venendo qui con voi a tentare di parlare dell'acqua che ma resterei in piedi se è possibile. Si sente? Sì. Parlare dell'acqua non dal punto di vista materiale, ma per quello che induce nei nostri sentimenti e nel nostro modo di percepirla. Mi rendo conto che l'acqua è sempre stata considerata un elemento fondamentale materiale, costitutivo della vita. I presocratici ne parlavano già, insieme con il fuoco, l'aria, quelli che sono proprio gli elementi costitutivi. Ma per noi qui, in questo territorio veneto, di cui il vittoriese, il cenedese è una parte importante, anche con il suo contorno. Abbiamo sentito una splendida relazione sul ponte di Capo di Ponte che mi ha molto, molto preso sull'importanza di questa infrastruttura. Ma devo dire che nell'iconografia veneta, anzi, meglio si può dire che l'iconografia veneta si caratterizza proprio rispetto ad altre per il fatto che l'acqua e la natura sono costitutivi della visione e quindi della rappresentazione
del paesaggio e della realtà che ci circonda. Di solito si dice, ma già comincia a dirlo i Vasari, quindi parecchio tempo fa, che la pittura toscana era segnata dalla linea, dal disegno e soprattutto dalla presenza della persona, mentre la pittura veneta comincia a rendere protagonista rispetto alla persona proprio l'ambiente e quindi la realtà che ci circonda e che viene da ciascuno di noi interpretata, e quindi da ciascun pittore nella sequenza dello sviluppo della pittura, della scultura e delle altre arti figurative come un fatto addirittura personale di percezione e di sentimento che viene indotto all'interno dell'animo umano. Ha cominciato Cassiodoro, tanto per parlare di uno molto lontano, proprio a individuare questi aspetti quando vede queste barche che passano sui fiumi dell'estuario. Ha seguito San Cristoforo e quello che io chiamerei San Nicolò piuttosto che San Nicola, perché mi ricordo che da bambino proprio in questa zona e fino al Piave, non oltre, questo era una cosa molto interessante, si andava a disturbare i vicinanti e le altre famiglie per estorcere dolciumi o altre cose. Quindi l'acqua diventa un elemento costitutivo del paesaggio e dell'ambiente, perché per come viene percepito. Già comincia non so se si vede bene, purtroppo le luci non è che si possono spegnere queste luci, no? Perché in realtà più che la parola in queste cose conta la figurazione. Ora, già in una delle cupole di San Marco, dove è rappresentata la Genesi, siamo alla fine del X, all'inizio dell'XI secolo, questi straordinari mosaici sono proprio costitutivi dell'acqua, perché la Genesi in realtà è la storia dell'acqua e della luce, per come viene vista da questi progenitori, ai quali viene offerta in qualche modo questa nuova realtà che li ospiterà. E la grande rivoluzione successiva comincia nel momento in cui non so quale sia, ecco questo sì, in cui Andrea Previtali, siamo alla fine del 400, vedete bene che il quadro di Meschio, un capolavoro straordinario, e Andrea Previtali apre quelle finestre sul fondo e mostra a tutti noi l'ambiente nel quale avviene l'evento dell'Annunciazione. E allora vediamo che non si tratta più di un racconto come era il precedente, diciamo, della Genesi, che è un grande racconto sulla realtà che si sta creando in quel momento, ma è invece il racconto della vicenda di una ragazza che però è immersa in un ambiente che è quello che fuori dalla finestra cominciamo a vedere, immaginare. Dopo di lui questo messaggio, sapete che il quadro era molto amato da Tiziano, perché avendo lui una figlia sposata a Serravalle, un Sarcinelli, e siccome era uno che teneva molto i soldi, Tiziano, come ben sapete, e andava a controllare che rendesse la campagna che aveva a Castello di Roganzuolo. Per andare lì sui suoi possedimenti passava per Meschio e andava sempre a vedere, lui racconta in una lettera,
questo quadro che amava particolarmente, il quadro del Previtali. Dopo di lui, dicevo, parecchi altri pittori si interessano a questo, ma certamente come non pensare alla straordinaria attività di Giorgione. Questo è un quadro di Vienna, sono i tre filosofi. È interessante che siano i filosofi. Ecco che Giorgione avverte la qualità sentimentale e personale dell'ambiente, del paesaggio, che è visto scoprendo anche alla fine le prime colline. Lui le vedeva da Castelfranco, erano le colline dell'Asolano che ritraevano un paesaggio ormai fortemente addomesticato dall'epoca romana. Sappiamo che i romani sono a Asolo, è una città città romana di origine, e bonificano e creano il paesaggio di quelle colline circostanti, dove i romani portano la vite, l'olivo e il cipresso, che sono proprio costitutivi anche dal punto di vista della geometria, dell'essenza stessa figurativa del paesaggio. Dicevo, dopo di lui, naturalmente altri, dopo e prima di lui il Bellini, prima e il Mantegna, ma dopo il Pordenone ed altri, naturalmente per arrivare a Tiziano e a Veronese, testimoniano questo crescente interesse della pittura veneta di contestualizzare sempre la vicenda umana, la vicenda personale, all'interno di un ambiente in cui non vi è soltanto la natura naturans, che è quella di Giorgione, ma ormai si arriva di fronte alla natura naturata. Questo è Cima da Conegliano in un bellissimo quadro che è I Carmini di Venezia, e voi vedete sullo sfondo e sopra il quadro dove protagonista diventa ormai l'ambiente, anche rispetto alla vicenda umana, in questo caso la vicenda di Tobiolo e del pesce. Si tratta di una natura umanizzata nella quale gli elementi costitutivi dell'ambiente sono presenti. Dopo di lui un allievo in qualche modo, che è Tiziano, in un quadro che anche qui riconoscete perché è quello del Duomo di Serravalle. La vicenda sapete che è stata molto tormentata, ma alla fine in questo capolavoro vediamo quel paesaggio che già, i prandelli del paesaggio, con addirittura gli elementi climatici delle nuvole e della vicenda passeggera, ma importante dal punto di vista figurativo di questo aspetto dei cieli. E Tiziano riscopre proprio questi cieli all'interno di una natura in cui ci sono le montagne con tutto quello che avviene al loro interno. Vado un po' di corsa perché vedo che il tempo mi corre via e arrivo un po' alla parte centrale di quello che era il giudizio che volevo dare dal punto di vista della percezione di questo sviluppo figurativo, perché questo sviluppo figurativo, secondo me, dopo i grandi che sono Bellini, Veronese e Tiziano, ed anche altri, perché in quell'epoca nell'ambiente veneziano avviene una sorta di esplosione di interpretazioni figurative e quindi sentimentali. Bassano, per esempio, che inventa un po' l'Arcadia, ma anche Lorenzo Lotto con queste sue visioni atmosferiche particolarmente interessanti. Posso fare solo delle citazioni, naturalmente,
per non parlare di Paris Bordon, che essendo stato relegato nell'Alto Cordevole perché ne aveva combinata una delle sue, si è dedicato proprio a interpretare questo passaggio che avviene tra pianura e montagna, tra quella che prima dichiaravo essere una natura naturans all'inizio, quindi selvaggia, a una natura naturata, cioè una natura manipolata e addirittura progettata dall'uomo. Ecco, il compimento di questa vicenda che si può seguire da pittore a pittore lungo tutta la grande pittura veneta del Cinquecento, debordando nel 400 e debordando ovviamente anche nel 600, è probabilmente costituita proprio dalla presenza di Jacopo Tintoretto. Jacopo Tintoretto è stato un pittore che ha probabilmente transitato la pittura dal Cinquecento, dal magnifico Cinquecento, verso la stagione del Seicento, che di solito chiamiamo barocco, ma che comprende al suo interno tutta una serie di altri passaggi e di altre interpretazioni. E mi sono riferito a soltanto 4 quadri, ma che mi sono sembrati significativi e che fanno parte del ciclo che si trova appunto all'interno della scuola di San Rocco, in cui ha lavorato per quasi 30 anni Tintoretto, descrivendo in una 60ina di quadri tutta la storia della Genesi, dalla Genesi al Nuovo Testamento, quindi dall'Antico al Nuovo Testamento, ma volendo in questa sorta di cinematografia antesignana poi di quello che è il filmato del nostro tempo, descrivere l'intera storia dell'umanità, sia quella civile sia quella religiosa. Ecco, i 4 quadri che ho scelto, appoggiandomi nella loro interpretazione anche ad altri, soprattutto ad altri importanti studiosi che sono nel corso dell'epoca dopo Vasari, che ho citato, e anche Palladio, che prima è stato ricordato. Di solito quando parlo di Palladio mi alzo in piedi perché la venerazione per il grande maestro, che si è visto grande anche in questi disegni che sono stati prima proposti, lo merita. Ecco, dopo Vasari, o appunto Palladio, che è un trattatista, e gli altri, abbiamo degli studiosi che se ne occupano in maniera particolare. Uno che è poco citato, ma che secondo me è stato fondamentale per riscoprire, dopo un periodo, diciamo, di oscurantismo anche e di collocazione della pittura veneta in un cono d'ombra, che è stato il periodo del romanticismo in pratica, e l'ha riportata a quella che è l'attuale valutazione di essere uno dei momenti fondamentali della cultura figurativa occidentale. Questo è John Ruskin. John Ruskin, che dicevo poco citato nell'ambiente latini, ma citatissimo in quelli anglosassoni, è lo studioso che ha riscoperto Tintoretto, e non solo prima aveva riscoperto Venezia con la famosa trilogia The Stones of Venice, le pietre di Venezia, che è ancora il libro fondamentale per la valutazione della civiltà figurativa veneziana. Ma lui ha un libro proprio che si intitola Michelangelo e Tintoretto, pensate che considerava i massimi pittori lui nell'Ottocento, e nel quale mette in evidenza proprio la rivoluzione che si compie nella pittura veneta nel momento in cui si passa dalla narrazione degli eventi religiosi
e civili, anche storici, precedente al 400, si passa con Tintoretto non più a una narrazione di eventi, a un racconto più o meno storico o agiografico, ma si passa ad una percezione che è significativa dei sentimenti che vengono indotti dalla pittura in noi stessi, come a dire che ogni quadro è la manifestazione dei sentimenti del pittore che lo fa e probabilmente anche dei sentimenti che induce in chi guarda il quadro, valutazioni e sentimenti che possono essere molto diversi da persona a persona. Tanto è vero che la critica d'arte spesso consiste nel confrontare diverse maniere di valutare la qualità e i sentimenti che vengono indotti dal quadro, dall'opera d'arte che in quel momento vediamo. Questo quadro che avete proiettato è Mosè che fa scaturire l'acqua dalla roccia. Questo è uno dei quadri più straordinari di quel momento storico. Pensate che alla fine, nella seconda metà del Cinquecento, è ormai in atto a Venezia e nella terraferma che Venezia ha ormai conquistato e di cui si sta interessando. Tenete presente che con la Lega di Cambrai Venezia cambia completamente politica, strategia, perché da una parte si scopre l'America e quindi l'Atlantico diventa il mare su cui si naviga e il Mediterraneo si riduce ad essere un lago interno di secondaria importanza. Dall'altro ci sono i turchi che stanno prendendosi pezzo dopo pezzo tutta l'Europa orientale e tutte le isole dello Stato veneziano. La nobiltà veneta decide di cambiare mestiere, troppo pericoloso e non redditizio andare per mare, meglio fare i contadini, si compra le campagne nella terraferma e inventa quella che è nel Cinquecento e poi nel secondo Cinquecento e poi nel Seicento la più avanzata agricoltura che c'è in Europa, aiutata dall'Orto Botanico di Padova, dove vengono acclimatate le specie che arrivano dall'America, perché alla rivoluzione dei trasporti segue la rivoluzione agroalimentare, perché arriva la patata, arriva i fagioli, arriva soprattutto il mais, si inventa la polenta, quindi questo è il mestiere che la nobiltà e la classe dirigente decide di scegliere come strategia per la terraferma veneta. Ed allora l'ingegneria, che anche in Padova, dove insegna Galileo ed altri di grande, ingegneri di grande statura, questi si danno a correggere l'assetto del territorio veneto, modificando i fiumi, facendo le piaveselle, le brentelle, l'irrigazione e così via. Ecco Mosè che fa scaturire l'acqua dalla roccia. Mosè che fa scaturire l'acqua dalla roccia è il sentimento dell'energia, è l'ingegnere che sfrutta i salti d'acqua, porta l'acqua, questo bene assoluto della vita e dell'economia, all'interno del territorio. E questo viene registrato, per esempio, da uno studioso come Antonio Manno, il quale mette in evidenza come la figura dominante sia proprio quella di Mosè, che è sì salvato dalle acque del Nilo, no? È sì salvato il popolo ebreo nel passaggio del Mar Rosso. Vedete sempre l'acqua nella Genesi della cupola di San Marco, ma è anche quello che modifica l'assetto del territorio al fine di renderlo
produttivo. A questo quadro accompagnerei un altro quadro di grande importanza, che è il battesimo nel Giordano, sempre di Jacopo Tintoretto. Questi quadri sono messi anche in sequenza, il Mosè viene prima di questo, l'uno è negli anni 70, questo è già negli anni 80 del Cinquecento. In questo quadro si mette in evidenza invece un altro sentimento, che è la condizione, lo descrive Valcanover in un modo straordinario, evocato con stupefacente rapidità di tocco. Vi leggo quello che scrive Francesco Valcanover, è stato un grandissimo soprintendente a Venezia, ha restaurato Tintoretto, vi dico veniva da Belluno tra l'altro, quindi anche lui partecipe di questo nostro contesto che ci tiene insieme oggi. Il mobilissimo ritmo della luce, l'allacciamento denso dei nessi figurali e spaziali creano come un vortice entro il quale fantasia e emozione dello spettatore sono immediatamente catturate. Il sentimento è quello del pentimento, della sofferenza, quindi del battesimo nel Giordano, visto come rigenerazione umana. Sul fondo vedete che si sta svolgendo una specie di temporale. Ecco come Jacopo Tintoretto, con la parte soprastante, evoca quei cieli drammatici che nessuno come lui è riuscito a dipingere. Forse Turner, che era poi amico di Ruskin, quindi vedete che tutto si tiene come la pittura inglese di 2 secoli dopo si riallaccia a Tintoretto, ed è la ragione per cui sia Turner che Ruskin vengono spesso a Venezia non solo per vedere quelle nebbie che amano dipingere, quelle luminescenze veneziane, ma anche per vedere appunto Jacopo Tintoretto. Vediamo come siamo col tempo. Siamo un po' male, vero? E allora andiamo verso la fine. Ecco, il successivo è un quadro famosissimo, credo che lo conoscano tutti, perché è probabilmente il più significativo di questa rivoluzione, per cui vedete che il protagonista non sono quelle figure che sono dei viandanti che passano per andare in Egitto, è la fuga in Egitto, ma è il paesaggio, un paesaggio in cui ci sono i mulini sulla destra, in cui c'è la peschiera, i fiumi regimati, vedete sullo sfondo a sinistra c'è la boschina delle colline e soprastante, anche straordinaria, abbastanza rara, la neve in cima alle montagne, quella che noi vediamo qua in cima al Visentin e il Pizzoc, proprio in questi giorni, arriva per qualche giorno, poi la pioggia magari la scioglie, ma svegliandosi la mattina e aprendo le finestre si vede questo Visentin, questa piccola Himalaya nostrana, no? Che chiude il fondale di questo nostro spazio cenedese e alto trevigiano in genere. Ecco, questo qui è un miracolo, secondo me, di pittura. Pare che ci abbia lavorato per 6 mesi. Il quadro è di 6 metri per quasi 4, quindi gigantesco, ecco, come dimensione. E mette in evidenza tutta l'emozione che si ha nel vivere questi paesaggi che mutano luce al mutare delle ore, che mutano colore al mutare delle stagioni. Ecco la magia di Tintoretto nel cogliere questi aspetti particolarmente importanti. Vi risparmio Ruskin, che ha delle frasi bellissime, le leggerete negli atti quando verranno pubblicati, ma certamente il paesaggio qui è proprio metafora
di quelli che sono i sentimenti noi che proviamo quando verso il tramonto, per esempio, Tintoretto non dipinge il meriggio, il sole al suo zenith, ma dipinge l'alba, il tramonto, cioè questi momenti di passaggio in cui l'emozione personale, lo stupore di fronte a questa nostra straordinaria natura di colline, di pianure, di fiumi, di cieli, delle nostre zone, cominciata da Giorgione coi 3 filosofi, si sviluppa e si completa proprio con Tintoretto. Un grande pittore di paesaggio, di solito Tintoretto viene considerato per altri aspetti, la prospettiva che lui completa, la dimensione spaziale, la scenografia, questo di solito si scrive di Tintoretto. A me è sembrato che fosse bene avventurarsi anche con un po' di timore, però nel vedere quali erano i sentimenti che animavano Tintoretto quando dipingeva. Una persona che ne ha scritto molto bene, che vi consiglio, è il libro della Melania Mazzucco su Tintoretto, che è un volumone in cui descrive tutta la vita di Tintoretto, di Marietta la figlia, no? Che era pittrice anche lei, e di una famiglia tormentata e tipica dei problemi dell'epoca, che era un'epoca di eresie, di drammi, di guerre. È capitato di tutto tra 500 e 600 e la battaglia di Lepanto, è tutto in quel periodo. E completerei, come anche per ridurre al minimo le vostre sofferenze, diciamo, con un quadro che io amo particolarmente, un quadro abbastanza piccolo di questa collana, sono quasi 60 quadri, di Tintoretto. Allora, questa è Santa Maria Egiziaca e vedete che qui il sentimento che lui prova, la persona è secondaria, a lui interessava dipingere un paesaggio. La dimensione sua è veramente l'estasi di fronte a un autunno verso sera, con questo rigagnolo di iridescenze, con in fondo la giornata che finisce e il tramonto, è anche questo una metafora abbastanza importante della vita. Io credo che sia un po' una sintesi di questo passaggio dal Rinascimento e dal Barocco, e con questo chiudo questo mio racconto, che spero anche diventi vostro quando vi troverete di fronte. Ecco lei. Grazie dottor Posocco, e invito il dottor Goi. Allora, intanto presento il dottor Paolo Goi. Ha una laurea in lettere all'Università di Trieste, diplomato archivista Biblioteca Vaticana, conservatore Villa Manin di Passariano e Museo Diocesano Arte Sacra di Pordenone, collaboratore del Dizionario Biografico Italiano e Nuovo Liruti Udine. Ha organizzato, diretto e condiretto, mostre, partecipato con relazione a convegni a Padova, Venezia, Trento, Torino, Pisa, Grenoble, Lubiana. Presidente emerito dell'Accademia di San Marco di Pordenone, di cui dirige l'edizione, 55 volumi, autore di alcune centinaia di articoli, volumi di storia dell'arte. La professoressa Silvia Della Colletta, presidente di questo emerito circolo, mi aveva a suo tempo accennato ad un convegno sulle acque del territorio. A seguire mi giunse la proposta di partecipare all'iniziativa con un intervento di carattere iconografico, proposta alla quale non potevo non aderire. In fin dei conti, mi ero detto, ci sarebbe pur stato qualche santo traghettatore o navigatore del genere di San Cristoforo,
Nicola de' Bari da tirare in ballo, assieme magari a San Giorgio e a San Francesco di Paola. Affidato nelle remore l'argomento al dottor Giacomo Bernardi che abbiamo appena ascoltato, sui primi due santi, e rivelatesi i secondi, Giorgio e Francesco di Paola, privi di particolare interesse nel territorio o di limitata presenza, mi diedi a vagabondare per acque. La novità venne proprio da Vittorio Veneto e meglio da Serravalle. Qui, in facciata di Palazzo Oracola de Fontanelli Stroyer di via Martiri della Libertà, proprio vicino a pochi metri dal fiume, palazzo risalente alla seconda metà del XV secolo, sotto il pergolo è ancora possibile scorgere la scena del combattimento di due mostri, quello del palazzo, una parte del palazzo, e quei due mostri sottostanti. A comprendere il significato dell'episodio necessita rivolgersi alla sovrastante epigrafe in cartiglio, adesso poco visibile, ma dovrà essere pulita almeno, epigrafe la quale recita 1469 Desiderium impiorum peribit Darius P. Si legge appunto questa iscrizione, la quale utilizza un versetto del Salmo biblico 112 con riferimento alla sconfitta dei nemici chiamati empi, nemici della casata, individuati nell'animale che soccombe. Appurato il senso generico, cerco di approfondire il soggetto desunto da un'antica iconografia, come assicura una miniatura del secolo XIV della biblioteca di Bruxelles, un gallinaceo crestato dalla lunga coda, frequentante ambienti umidi e azzannato da uno snello longilineo quadrupede. Basilisco, si vede il particolare, eccolo. Basilisco e donnola rispettivamente. Motivo che, al pari della precedente citazione biblica, comprova l'elevata cultura della committenza. Per ulteriore precisazione si fa ricorso ad un testo della Bibbia. Super aspidem et basiliscum ambulabis et conculcabis leonem et draconem. Camminerai sopra aspide e basilisco, calpesterai il leone e il drago. Così il Salmo 91 che si cita nell'edizione della Nova Vulgata, pubblicata l'ultima nel 1979, riferito al fedele protetto dall'Onnipotente contro insidiosi, aspide e basilisco, e violenti, leone e drago. Il versetto, con tanto di immagini, ricorre in numerosi edifici e arredi sacri, portali, cattedre, effetti liturgici, codici, in precisa rispondenza al passo scritturistico, usato, come del resto già osservato, in senso accomodatizio, come avviene nelle cattedre del Duomo di Assisi e in San Giovanni in Laterano, volute da Papa Niccolò IV nel 1288-1292, dell'intento di esaltare l'autorità pontificia. Ecco, qui si vedono gli animali, c'è la penna, sì. L'aspide, in opposto il basilisco, il leone e il dragone. Vorrei che teneste presente per cortesia questa figura, perché rivedremo dopo per quanto riguarda la confusione col basilisco. Tratti che consentono di riconoscerlo fra le tante mostruosità del repertorio, rettificando, tanto per dire, la denominazione di drago a proposito di un tessuto dell'omonimo Museo di Venezia, Museo del Tessuto. Questa è la seconda, è quella che riguarda l'avorio di Bruxelles, e si vede ovviamente di nuovo l'aspide, il basilisco, il leone e il dragone. La scritta tutto attorno in latino ripete proprio il versetto biblico.
Motivo, dicevo, quello del... se può fare questa figura, un momento, ecco, del tessuto del Museo del Tessuto di Venezia, che non può essere definito Draghi come nella scheda, bensì basilischi, a motivo che hanno i bargigli. Ora, non mi risulta che i dragoni, per quanto non abbia molta esperienza, di la verità, non recano i bargigli, bensì i basilischi. Motivo della presenza dei bargigli, dicevo, nel genere una mostruosità, una morfologia disgustosa, che rispetto alle più contenute narrazioni degli autori antichi e degli accenni della Bibbia vengono assegnate dai bestiari medievali, che accentuano gli aspetti repellenti e le capacità letali. Possiamo vedere questa immagine, le vediamo, ecco, basilisco rappresentato nella forma di serpente, però ha sulle ali, sulla testa invece, reca la corona che porta sempre. Oppure questa seconda versione, basilisco, re degli animali, che appunto domina gli altri re dei serpenti. Oppure quest'altra immagine di un codice tedesco, 1507, che molto bene presenta la figura crestata e le ali che porta alla maniera usata in Inghilterra, ali di pipistrello. Animale che, stavo dicendo, mostruoso, abita nel deserto, da lui stesso creato attorno a sé, fa il deserto attorno a sé appunto, o in antri dove nasconde in pozzi e acque il tesoro, acque che lui calpesta, come abbiamo già visto prima nell'altra figura, eccola lì, che percorre sulle acque, per cui anche viene chiamato fatto con ricorrenza all'immagine di Cristo che solca le acque del mare di Tiberiade. Vedete che viene azzannato da una donnola, proprio quella che ritorna, che abbiamo visto nel palazzo qui di Serravalle. Compendio di bruttezze, è in grado di uccidere, di pietrificare con il solo sguardo i presenti, e poi li uccide anche con il fetore delle sue, con il fetore che gli emana. Qui sarebbe da discutere come mai c'è questo fetore, come mai è legato e l'animale viva in contesti acquatici. E il fatto, semplicemente ne accenno, che le acque non purificate, non di deposito, diciamo, emanavano un fetore e anche erano generatrici di malattie. Un compendio di bruttezze che tuttavia non è invincibile, ucciso non tanto dalla donnola, come abbiamo visto all'inizio, ma anche dal canto del gallo. Poi è addormentato da San Domenico, così si narra, è ammansito da San Trifone. Ecco, questa è l'immagine di San Trifone del Carpaccio a Venezia. Vedete che l'animale assume varie sembianze, è multiforme. Vinto da San Siro, che lo estrae dal pozzo ordinandogli di gettarsi in mare. Ecco, questo è San Siro, vicino a Genova, e presenta ha più l'aspetto non più di serpe ma di gallinaceo. Vinto da San Siro, dicevo che lo estrae dal pozzo, vediamo una seconda. Ecco, un'altra forma a Genova, che è mezzo mostro, mezzo serpente, mezzo mostro, però è sempre il basilisco, e il santo che lo combatte è San Siro. Lo estrae dal pozzo, qui l'immagine del pozzo che estrae, eccola qui, lo estrae dal pozzo, il santo, e
e vinto all'ultimo anche da se stesso, si autodistrugge, ecco, ipse peribit, quando si guarda in uno specchio, vittima della sua vanesia, compiaciuto della stessa propria bruttezza. Simbolo del male in tutte le accezioni, demonio, lussuria, eresia, morte improvvisa, colpevole perdizione per caduta nei propri vizi, ma anche indicativo di potenza e protezione, viene globalmente interpretato come incrocio degli opposti, cielo-terra, mondo dei volatili, quindi mondo aereo, e mondo dei serpenti, mondo ctonio. Cospicua l'iconografia dell'animale dall'età medievale, moderna e contemporanea, proposta dall'armoriale cittadino in edifici pubblici, fontane, edifici di culto, come sia in Svizzera. Basilea, ad esempio, è la città in assoluto più ricca di monumenti al basilisco. Presenta l'animale con le ali simili a quelle di un... ho detto l'animale, il pipistrello, scusate, ma anche reca in basso lo stemma vescovile, perché Basilea è città anche vescovile. Poi lo troviamo in Austria, in notevoli parti, San Johann in Tirolo, Gurk, Klagenfurt. Ad esempio a Klagenfurt, indietro per vedere la città, di questa bellissima mappa del 1605. Ci sarà, ma non ho notato, pur avendo guardato, che nessuno ha osservato che in mezzo qui c'è la figura del basilisco e la città è circondata dall'acqua del fiume. Ecco, questo rapporto basilisco-acqua. Ecco, lo vediamo in particolare, è un dettaglio, è meglio individuabile nettamente con la testa da gallo. Ma le troviamo in Italia in moltissime parti, Aversa, Pantò, Cintano, Genova, Lauria, Malesco, Montiano, vado un po' a caso, Peschiera, Borromeo, Melfi, e lo teniamo presente per quello che ci interessa dopo parlare, Venosa, un'altra città, Sternazia ancora, Struppa, Teana, Concattedrale di San Siro a Sanremo. Ora, Sanremo ha anche un nome abbastanza curioso. Non credo che molti si domandino come si chiama, perché Sanremo si chiami Sanremo, forse in onore di Sanremo. No, non esiste un Sanremo nel santuario, esiste in verità San Romolo, la vero titolo di Sanremo è San Romolo, di Sanremo è altro. Perché in dialetto sanremasco, io ho abitato 15 anni. Sì. La radice è Romolo. La radice è Romolo. Esatto. Ma poi San Siro, che è il protettore, è titolare concattedrale della cattedrale di Sanremo. Ecco, San Siro è il famoso santo a cui è intitolato anche lo stadio di Milano, proprio perché c'era una fondazione chiesina, ho detto andata scomparsa, ma di San Siro. E nel bel paese, cioè nella nostra Italia, essa l'ultimo diviene tema del fumetto Biancaneve, quanti successi ha avuto questo basilisco, di Federico Pedrocchi, è un fumetto del 1939, e dà il nome anche ad una nota famiglia di malavitosi. Sono stati scritti dei volumi, sono stati fatti dei processi, e questa famiglia malavitosa non ha altro modo di trovare il motivo dell'afferrarsi al basilisco, prendere come proprio insegna, anche perché quello della città era basilisco. Nell'area Piave-Livenza, oggetto del convegno, il tema presenta testimonianze nel territorio di Sacile. Il principale centro urbano, percorso dal fiume Livenza, snodantasi a serpentina,
si presta come per natura ad ospitarne le espressioni, che di fatto ricorrono in un pilastro angolare di Palazzo Ettorio, in Campo Marzio, nella duplice morfologia di grifone e dalla coda a tridente e di animale anfibio, questo, dal becco ritorto e coda sferzante. E nel capitello della trifora centrale di Palazzo d'Oro, Pegolo Pianca del popolo in piazza Sacile. L'immagine ritorna curiosamente nel fonte battesimale di San Cassiano di Livenza del 1525. Nella vasca dalla significativa valenza ottagonale si comprendono i 4 simboli degli evangelisti: Matteo, l'angelo, Marco, leone, Matteo, bue e Giovanni, aquila. È molto interessante vedere che questa forma dell'animaletto, che secondo la leggenda di San Giovanni Battista salvato che gli avevano offerto una coppa di veleno, bene, assuma le forme di uno strano mostriciattolo. È una forma contratta. Per capire questa leggenda vediamo ad esempio questo mostro che fuoriesce dal calice, vediamo, Duomo di Maniago, vedete, qui è un serpentello, in altre parti è un basilisco, e in quello di San Cassiano, settore di Jesolo, di Livenza, si presenta proprio come un mostro. Questa creatura anfibia, io ritengo debba rispondere al basiliscum e significare il demonio. Negli Acta Sanctorum della vita di San Siro dice che con questi 4 parole, ecco, viene chiamato il diavolo, diabolum, perché c'è basiliscum e poi di-a, non fa dittongo ma è iato, diabolum. Quindi questa associazione basilisco-diavolo. Ma come mai nel fonte battesimale? Perché se noi stiamo attenti quando andiamo ad assistere ad un battesimo, nella forma latina adesso tradotta, va bene, ma c'è la rinuncia, si chiede ai padrini in nome del battezzando, rinunci al diavolo e a tutte le sue tentazioni, l'opposizione Cristo, l'acqua battesimale di Cristo e il diavolo con la rinuncia. Ecco perché ritorna questa figura strana che non è una figura dei 4 evangelisti. A risalire la corrente del Piave si considerano i Confaloni di Jesolo e Belluno, che accampano una mostruosa figura di animale. Univoca è la narrativa di Jesolo, che parla di drago, mentre oscillante è quella di Belluno, che registra un susseguirsi di interpretazioni. Vediamo quella di prima, tanto per mantenere le immagini, in 2 campi, perché la città ha due composizioni, una parte verso occidente e la parte verso oriente, no? Divisa dal ponte, di cui abbiamo sentito prima le storie. Drago viene chiamata dal 1404, ma poi serpente, grifone, basilisco. E questo non mi sembra che sia stata notata. Vari studiosi chiamano basilisco, ma nell'ufficialità dei documenti che gentilmente mi hanno fornito si parla di drago. Una conformità alle raffigurazioni di armoriali di varie cittadine italiane, e ripropongo il confronto, tenete presente questo, con quella la torniamo a vedere, di Venosa. Prego. Ecco, avanti. Eccola lì, che c'ha anche quella coda, ma attorcigliata, uguale a quella proprio di Vittorio Veneto. Di Caorle, perdono. No, mi sto confondendo, di Jesolo. Il basilisco non è morto. Tra le pieghe del subconscio, gli ambiti non ancora esplorati della toponomastica
geonomastica e idronomastica. Della tradizione scritta e orale è possibile rinvenire altri riscontri della sua presenza, come si ha nelle aree più o meno contermini di Grizzo di Montereale, Valcellina, e recuperata nella pubblicistica infantile. È un simpatico libretto che è stato dato alle scuole elementari. E Cimolais, dove si registra il lemma basalis, biscia d'acqua, e del Comelico superiore, nella credenza a fine Ottocento di una biseculiali vista spiccare il volo, come mi comunica il dottor Gianderigo Rosolo, che ho visto in sala, non lo siamo salutati prima, non conoscevo dagli iscritti, ma non di persona. E non narro di tante altre località, anche nel Friuli, che recano questo nome di basilisco. Il basilisco, ripeto, non è morto. Inquieto o minaccioso, esso si annida per ogni dove, come nel caso dell'opera grafica di Lucas Cranach il Vecchio, 1472-1553, qui riassunta in una particolare edizione dell'opera grafica. Vedete che ritorna LC, Lucas Cranach, 1506, Lucas Cranach in altra opera, 1506 ancora, 1506 in un'altra opera, il basilisco nella parte centrale e nella parte superiore, ancora 1410 un'altra opera, e del 1509, Lucas Cranach. A questo punto penso che sia anche per motivo di scaramanzia. Il titolo iniziale della mia conferenza, della mia relazione meglio, era Drago e Basilisco con il punto interrogativo, che intendo ora ripristinare. Perché se morfologia e natura del drago sono riconoscibili nell'immediato, per cui si riesce anche a scappargli in tempo, quello del basilisco sono sfuggenti, multiformi, come il mostro è decisamente nefasto e il suo incontro irreparabile, come il male in sé, simbolo di questa forma ambigua, sfuggente, però molto pernicioso. Un male che ci attanaglia, che non ci fa soccombere e che incombe, si nutre, resiste, esiste anche nell'animo umano. Grazie. Grazie al dottor Goi. Adesso c'è la pausa per il pranzo, si riprendono i lavori alle ore 15.